subito, si parte con due ospiti graditissimi. Abbiamo in presenza Ivan Basso, architetto, risparmio energetico, parleremo di tante cose questa mattina. E c'è anche Emanuele Bozzetto, delegato nazionale APS Cittadinanza Attiva. Vediamo se è collegata anche la professoressa Francesca Lazzari, presidente Fondazione Giuseppe Roy, ancora no mi dico, poi si collegherà se riuscirà a collegarsi. Voi sapete che i collegamenti qua in Italia sono difficili, io mi collego con l'Australia, con l'Africa, nelle discariche devo collegarmi col Montello e non ci riesco. Capite come si hanno presi, tutti parlano alla grande, perfetto. Bene. E neppure riescono a collegarsi tanti. Vabbè, non importa, andiamo avanti. Allora, architetto, mi fa molto piacere averla ospite anche perché è importante di quello che parleremo, questo risparmio energetico. Io ho chiesto anche ai sindaci di fare delle riunioni e di capire bene l'importanza del risparmio energetico. Qualcuno lo fa, qualcuno non lo fa, però io sono convinta che noi tutti abbiamo diritto di capire e di sapere come funziona e come fare per risparmiare, perché si può risparmiare. Prego, architetto. A partire dai sindaci, mi piace questa idea, Mirella, perché io sollecito ogni volta che ci invitano come tecnici del settore, che architetti, ingegneri o altri tecnici, io poi gli faccio sempre la solita domanda e dico, scusa un attimo, ma la popolazione, no? I proprietari degli immobili, dove sono in questo momento? Perché non li avete invitati qui? No, poi sarai tu che devi informarli. Va bene, gli ho detto, ma devi essere diretto in quest'epoca. Hai la mail per mandargli l'IMU, per mandargli le tasse? Informali che c'è questa attenzione che dobbiamo avere rispetto all'energia in particolar modo, perché in Europa oggi l'energia costa veramente in maniera smisurata. In Italia anche qui abbiamo probabilmente il record dei costi dell'energia. Dobbiamo quindi sapere come comportarci per affrontare per esempio il problema del riscaldamento degli edifici. Tutta la specie umana, noi compresi, abitiamo all'interno di edifici denominati abitazioni, appartamenti, edifici. L'80% di chi abita all'interno di edifici abita nelle periferie, costruite quando? Quando io forse non ero ancora nato e poi fino agli anni 90. Io quando sono nato, 70. Non vi chiedo la vostra età, ma quando sono nato io, su questo pianeta c'erano circa 3 miliardi di persone, 3 miliardi. Adesso voi stabilirete anche la mia età in rapporto a questo dato. Beh, ma lei è un maschio, perciò il problema non ce l'avete mica voi, ce l'abbiamo noi. No, voi siete sempre esenti da queste cose. Siete in buonissima compagnia. Oggi su questo pianeta siamo almeno 8 miliardi e continuiamo a crescere. E quindi vuol dire che il consumo di energia soltanto per riscaldare le abitazioni, e qui al nord Cuneo batte tutti, è la città più fredda di tutto il nord Italia, ma insomma anche qui in Veneto le temperature sono, insomma, le conosciamo tutti, quando andiamo anche a -5, quando 0, poi se andiamo nelle nostre Alpi, no? Che stamattina le Dolomiti erano straordinarie, un paesaggio quando vieni qua che ti dice ma guarda che paesaggio, che ambiente. Ma quanto belli siamo. Che bello. Ma quanto belli quanta siamo. Bellezza c'è intorno a noi. Ecco, allora dobbiamo pensare a risparmiare energia o a utilizzarla bene, non possiamo mica continuare a straspendere in energia. Poi quando costa il conto ti viene mandato sul tuo, cioè vengono fuori dal tuo portafoglio, no? E quindi devi stare attento, dici come faccio a spendere meno? Mi scusi architetto, ma possiamo parlare anche di speculazione, visto che si usa poco questa parola, ma che c'è, nessuno ce la spiega, sì. Quanta speculazione c'è e quanto di vero c'è su quella maledetta bolletta che arriva? Ecco, quella bolletta, io ho provato a analizzarla come avrete fatto tutti voi, è uno spettacolo. Allora, quando mi vengono a dire lei pagherà 16 centesimi l'energia elettrica, no? Poi però ci sono tutta una serie di rincari, di cose. E poi io ho fatto un conto l'altro giorno con una persona che mi voleva proporre un nuovo piano e dico guardi che io
il kilowatt che lei mi sta dicendo che inizia da 16, io lo sto pagando, questi 100 kilowatt che ho consumato. Deve guardare là però. Questi 100 kilowatt li sto pagando altro che a 16 centesimi, a 64 centesimi, la realtà è questa. Allora dobbiamo pensare a fare cosa? Soprattutto a realizzare più indipendenza dall'energia, perché l'energia te la propongono, te la promettono poco, ma in realtà costa. Quindi com'è che facciamo a essere più indipendenti, più autonomi? Si è già cominciato, per esempio, esperienze degli ultimi 20 anni, ma poi con l'accelerazione dei super bonus, che adesso sono stati un attimo bloccati, ma si è pensato per esempio a fare cosa? Non soltanto alle emissioni zero, per esempio a inserire i pannelli fotovoltaici. E poi ne parleremo. Vediamo, perché non ho capito se c'è il collegamento. Edoardo? Allora saluto la professoressa Francesca Lazzari, presidente Fondazione Giuseppe Roi, Musei Civici Vicentini. Buongiorno. No, vedo un'altra persona, non vedo proprio. Sì, infatti ho tutto un altro nome, perfetto. Buongiorno. Dottor Nardin, buongiorno. Le bollette riguardano anche voi, penso, anche avete questi problemi enormi, non sempre facili da gestire. Cosa ci dice? Ecco, non so se ha sentito quello che ha detto l'architetto che abbiamo ascoltato Basso, com'è la situazione anche per voi? Noi, come dire, condividiamo i costi energetici che hanno tutte le unità abitative. Noi abbiamo una parte del nostro patrimonio che è investito appunto in stabili e in unità abitative, e quindi non le paghiamo direttamente perché sono tutte affittate, i nostri appartamenti, i nostri stabili, i nostri uffici. Paghiamo la parte che è di nostra competenza, che è questa sede. Non è il principale problema che affrontiamo, ma capisco e condivido completamente la diagnosi, cioè che sul fronte energetico ci sia da fare un grande lavoro di politica industriale e di politica di ricerca. Ovviamente non è nelle competenze dell'ente che qui rappresento. Senta, professor Nardin, io sono diversi anni, forse, non mesi, anni, che dico che, vista la richiesta che abbiamo di turisti che arrivano nel paese più bello del mondo, questo lo dico io, è una mia idea, ma abbiamo il patrimonio culturale più grande del mondo, abbiamo l'UNESCO un po' dappertutto, che chiudiamo troppo presto. Cioè, io a Venezia sento che i musei chiudono, alcuni musei, alle 17 del pomeriggio. Capisce che non ci sto. Abbiamo i treni che dopo mezzanotte non ci sono più a Venezia. Non è, professore, che forse siamo un po' rimasti indietro, che parliamo dei giretti di andare nello spazio che è diventato un'autostrada, e qui in Italia ci dimentichiamo veramente che abbiamo una forza della natura che è il nostro bel paese, dove veramente, guardate, se voi vedete le file di turisti, cioè a Venezia dal lunedì alla domenica è sempre festa, code di tutte le età, veramente vedi i colori del mondo. Non è che siamo rimasti un po' indietro. E sa cosa penso, professor Nardin? Che forse è dovuto perché non riusciamo a fare rete col mondo del volontariato, che potrebbe supportare, aiutare anche queste aperture prolungate. Vediamo, quando abbiamo la fortuna di vedere e di avere l'opportunità di tenere aperte le porte di sera, le code che si formano per visitarci. Abbiamo visto anche l'ultimo evento qua a Treviso, negozi flop, ma i musei, le mostre, le code che andavano a visitare. Non è, professore, che forse dobbiamo unire le forze? Perché all'interno del mondo del volontariato ci sono professionisti, ci sono ragazzi molto preparati. Come mai non riusciamo a fare quello che dovremmo, dare l'opportunità di essere più agevoli anche nella visita di questo tesoro che abbiamo, patrimonio meraviglioso? Tanto condivido il fatto che l'offerta culturale di cui siamo in grado di mettere a disposizione con i pubblici sia locali che nazionali e internazionali è una forza potentissima. Noi abbiamo inaugurato qualche settimana fa l'ultima ala del Museo Chiericati, che è intestata appunto al nostro fondatore, il Marchese Roi, ed è stato un successo clamoroso di visite,
e di code, e questo accade in tutta la città, onestamente in tutto il patrimonio museale della città di Vicenza c'è una fortissima presenza di visitatori, molti che vengono dall'estero e molti che vengono comunque da altre parti della città. Io non ho competenza per dire perché, per come le fasce orarie siano come dire, così limitate. Immagino che ci siano problemi amministrativi, ma non sarei in grado di argomentare. Dico che l'investimento culturale va costantemente rinnovato e quello degli spazi e delle fasce orarie di apertura è sicuramente uno degli elementi che vanno affrontati. Noi interveniamo come un ente che sostiene i musei civici, principalmente i musei civici della città, ma non solo, anche a Bassano, anche a Nove, e quindi siamo molto interessati alla capacità di questi musei di attrarre pubblico. Noi diamo la nostra parte, ovviamente non siamo amministratori locali e non abbiamo capacità di intervenire. Credo sicuramente che l'idea di coinvolgere forze del volontariato, che sono una delle ricchezze di questa regione, sia una buona idea, va esplorata, vanno capiti, come dire, le possibili sinergie, le possibili forme di collaborazione, ma certamente può funzionare. Grazie professore. Credo che ci sia ancora da investire molto nella produzione di cultura e nella produzione di sì, anche perché siamo nel 2025, professore, abbiamo poi i ragazzi per strada che non sanno dove andare, cosa fare, sono anche dei ragazzi magari preparati che hanno anche una creatività, ma nessuno riesce a capire, ecco, che forse dobbiamo attenzionarli di più proprio con la cultura, perché io sono convinta che si vince solo con la cultura, no, io credo a questo, alla bellezza. Noi stiamo lavorando su 2 progetti che hanno questa intenzione. Perfetto. Uno è in collaborazione con i musei civici ed è una cosa che si chiama appunto Future Movies, che è dedicata alla esperienze di danza all'interno dei musei e pratiche di, come dire, di utilizzo della propria fisicità in uno spazio della bellezza come il museo civico. Grazie professore di aver supportato le mie cinema. parole. Devo correre purtroppo perché il tempo è tiranno, siamo in tanti e l'ora è lunga ma è cortissima. Allora, Manuele Bozzetto, delegato nazionale cittadinanza attiva, tu conosco, dicevi, ecco, sì, questo museo, questa fondazione, ho collaborato, prego. In velocità, buongiorno Mirella e ai telespettatori, telespettatrici. Sì, conosco la fondazione e ringrazio il Presidente perché proprio quando ho fatto il sindaco a Nove con la mia amministrazione siamo in debito di riconoscenza con loro per dei soldi che hanno messo, delle borse lavoro per permettere ai ragazzi che uscivano dal liceo d'arte De Fabris per un anno a apprendere le tecniche della ceramica, quindi loro ci hanno dato e continuano ancora oggi a dare questi finanziamenti, e 2 perché abbiamo aperto, siccome i contratti pubblici non permettono sempre di avere il personale sabato, domenica, di sera e quant'altro, proprio sulla scorta di questa esperienza abbiamo attivato dei volontari esperti che fanno la guida ai musei. Abbiamo più di 2500 pezzi, quindi giustamente come dicevi, se il volontariato attivo, di cui ne faccio parte, si impegna e la pubblica amministrazione, i sistemi dialogano, queste funzioni si possono svolgere e tiene aperto di sabato, di domenica e tutte quante le feste comandate. Giustamente però il vicepresidente, professor Nardin, di questa fondazione importantissima ha detto: noi facciamo la nostra parte, qualcun altro deve farla. Però se qualcun altro non la fa dobbiamo anche cercare di farla noi questa richiesta, perché veramente noi abbiamo queste forze che potrebbero aiutare, ma il problema è che divisi magari si vince per qualcuno, uniti si dà fastidio. Brava. Perché siamo anche in tanti, le associazioni di volontariato hanno un numero incredibile e io vedo anche veramente dei grandi professionisti all'interno, ognuno, se riuscisse a capire che ognuno deve fare di quello di cui è capace e non fare tutto, perché se tutti facciamo tutto poi troviamo la solitudine che avanza sempre di più, forse sarebbe una cosa buona e giusta. Abbiamo Antonio da Padova, poi continuiamo. Vai Antonio. Sì, pronto, buongiorno Mirella e buongiorno anche agli ospiti. Io praticamente pago le bollette giustamente, ho un consumo normale, non penso che sia eccessivo. Però a me, quando mi viene a casa la bolletta, mi viene anche rinfacciata che io ho prodotto 24, 30, 40
chili di CO2. Ma come il CO2? Ma io anche quando respiro produco CO2, anche quando vado in bagno produco CO2. Per smettere di produrre CO2 dovrei morire. Io muoio e non produco più CO2. Perché mi rinfacciate nelle bollette che io produco CO2? Ma la CO2 non è una cosa naturale, che è quella che alimenta anche le piante, gli alberi, i boschi, le foreste. Allora vuol dire che voi cosa fate? Segate tutto e poi dopo non posso più produrre CO2 perché non ci sono più piante. Cioè, non riesco a capire per quale motivo che mi rinfacciano la CO2, che la CO2 serve anche in natura per alimentare le piante. Buongiorno e grazie. Grazie Antonio. Architetto, vuole rispondere lei, commentare la telefonata di Antonio? Con un sorriso e grazie a questo ascoltatore e questo telespettatore. Allora, la CO2, io dico sempre, no? Allora, vediamo questa penna, uno dice, vabbè, la guardo, la vedo, la tocco, ne conosco, è materica, la vedo. Ma la CO2, mi dite, facciamo un'indagine e vediamo quanti riescono a materializzare la CO2, cioè com'è sto quintale, ste tonnellate di CO2, no? Sono trasparenti intanto, le vede nessuno, viene accusato di produrre tanta CO2, di essere pericoloso per il pianeta e quindi per la specie umana. Guardi, io ritengo che il problema è solo questo, dobbiamo essere attenti alla riduzione dei consumi, perché riducendo i consumi si salvaguarda meglio l'ambiente. Da piccino, da bambino, mi ricordavo bene che la cosa che ti veniva insegnata, che poi mi piaceva, era i tuoi avi, tuo nonno, tuo papà, tua mamma, no? A cosa stanno facendo per te su questo? Ti stanno cercando di dare delle cose buone. Hanno messo a disposizione questo territorio, questa casa. Ecco, vedi di mantenerla bene e vedi di fare del meglio, cioè di avere cura. Aver cura è indispensabile. Quindi, secondo me, al di là del fatto che mi piacerebbe che spiegassero bene la CO2, che in fondo è in natura, appunto, e basta, ma dobbiamo aver cura dell'ambiente, della nostra casa, di essere attenti ai risparmi, al risparmio di energia, perché questo favorisce anche per la nostra generazione, le attuali generazioni e per quelle a venire, garantisce una vivibilità migliore di questo pianeta. La specie umana può stare meglio se è attenta ai consumi, anche ai consumi di energia. Questo è indiscutibile. Quindi aver cura, se abbiamo questa cura, prima mi piaceva tanto l'intervento che ha fatto Mirella, l'idea di fruire di tutte le competenze che ci sono, che le competenze non sono solo quelle a stipendio o a salario, no? Ma le competenze umane che altrimenti cosa facciamo? Ci lasciamo lì, ci mettiamo in dormiveglia sul divano? No, ci sono moltissime cose da fare per migliorare la propria casa, il proprio ambiente, i parchi, per migliorare i rapporti. Non a caso si chiama comunità energetica, o sbaglio? Guarda, è favoloso anche Palazzo Chiericati, prima il professore parlava, il mio professor Sandri di Vicenza abitava proprio di fronte a Palazzo Chiericati, vicino poi a quello straordinario altro edificio di Andrea Palladio. Stiamo parlando di espressioni tra le più alte, creatività, tra le più alte, no? Siamo fortunati ad avere, cioè le generazioni precedenti hanno costruito con opere che ci sono ancora dopo centinaia di anni e sono qui a favorirci nelle iniziative. E noi cosa dobbiamo fare oggi? Dormirci sopra? Uno deve nascere stanco? No! Contro la stanchezza. Dobbiamo reagire, dobbiamo essere attivi. Andiamo a vedere questo video della Fondazione Eroi, andiamo a sentire e poi commenteremo.
Allora, professore, cosa dice quello che ha sentito, anche i commenti che ha fatto l'architetto, che ha fatto anche il nostro Emanuele Bozzetto? Uniti si vince, ognuno deve fare la propria parte, però ci deve essere qualcuno che mette tutti assieme, e là è il grande, il coordinatore che può essere il governo, lo Stato che siamo noi, la comunità. E invece io vedo molte divisioni, professore, non a caso sto dicendo che a Venezia alle 17 i musei chiudono quasi tutti. Capisce forse, professore, che anche io invito per cercare di accelerare, di far capire che non è questo il registro della nostra bella Italia, bel paese, dovremmo vivere di agricoltura e di turismo, e guardate come siamo presi, e questi ragazzi che veramente sono bravissimi, che anzi io direi, anzi preferirei che andassero a votare a 16 anni, visto che lo fanno anche altre realtà in Europa, perché forse hanno le idee più chiare del settantenne o dell'ottantenne, ecco perché forse li sottovalutiamo, però hanno paura, ecco, la paura della politica di investire sui giovani, su quella che è la creatività, l'intelligenza, perché la dimostrano, sono furbissimi. Avete visto a 5-6 anni come parlano davanti alle telecamere? Fino a pochi anni fa sembrava impossibile, erano tutti impacciati. Quindi proprio la tecnologia, grazie anche a questa intelligenza artificiale, questi sono molto più avanti di quello che pensiamo. Cosa ne dice, professore, di inserirli ancora di più nella cultura e nella bellezza, nell'arte? Allora, la creatività come dire, è diventata uno degli asset che riguardano sia le modalità di vita sociale normali, quelle che frequentiamo tutti come individui, sia l'economia, che è, come dire, l'elemento motore di tutte le società occidentali. L'elemento della creatività è appunto uno dei fattori su cui dobbiamo investire, e la creatività ha bisogno di un pubblico, di una partecipazione di attori che sono quelli giovanili, proprio perché hanno le maggiori risorse da poter sia apprendere sia poi spendere su questo fronte. Credo che ci sia un fortissimo bisogno di investire su questo fronte. Io guardo il mio panorama, cioè che è quello di Vicenza. A Vicenza si è insediato da poco un corso universitario dedicato al design del prodotto, dove il tema dell'innovazione di prodotto attraverso le forme anche dell'estetica oltre che della funzionalità sono uno degli aspetti centrali. Noi, stavo dicendo prima, stiamo investendo, sarà il nostro grande investimento di questi prossimi 2 anni, per la ristrutturazione di una struttura che è un ex cinema, che diventerà uno spazio dedicato alle arti del contemporaneo, non soltanto come spazio espositivo, ma come spazio di frequentazione con sedi di laboratori dove giovani artisti, ma anche giovani frequentatori, possano appunto imparare le modalità, le tecniche, la cultura del contemporaneo, per farne poi strumenti anche dal punto di vista professionale. Su questo noi investiamo con grande determinazione, quindi sono assolutamente convinto che va creato, come dire, un governo di questa tematica, che è quella della creatività e della creatività giovanile. Stiamo già coordinandoci con altre fondazioni vicentine, oltre che con l'amministrazione comunale, su questi progetti. Non è semplicissimo, ma è essenziale. Grazie professore. Abbiamo Rinaldo da Venezia. Vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Quanto riguarda CN2, ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Non penso che, facendo un piccolo problema dell'energia, nelle case nostre non consumiamo quasi niente. Chi che consuma tanto, tutti chi aerei, sa cosa che arriva dagli aerei su un giorno, solo che Venezia, centinaia di aerei, cosa butti solo qui? E cosa viene a contarmi che gli altri a casa, sulla mia casa, il riscaldamento, ma che cosa? Ma l'industria, cosa che butta fuori? Mi parla dei casi che ne altri studiamo e ma che cosa è questo discorso? Non è vera verità. Comanda, chi che la soldi, fa quello che volevo dire. Se noi riesce
a industrie che cae, cosa potremmo fare noi altri? Mica che vuoi lavorare una vita, 82 anni, stai freddo d'inverno, perché è natura, ma è natura una cosa. Vedi milioni di macchine che va in giro, una volta la fiori niente, più della bicicletta, non vedere. Chi che rovina il mondo adesso, è la tecnologia, è il benessere che avremo, ma chi che lo ferma? Quando i soldi da mezzo, non vede niente da fare, comanda loro, ti torna via con le bandiere, fare quello che ti vuole, ma non riusciamo a fare niente. Purtroppo i soldi comanda, gli altri andano in casa, i politici che vadano ai stei, e cosa vuoi che cambiamo? Grazie caro Rinaldo. Allora sentiamo anche Emanuele Bozzetto, parliamo di sicurezza, anche l'ambiente è una sicurezza, respirare sano è una sicurezza. Però mi sembra che i grandi della terra non sono molto d'accordo su questo, visto anche le posizioni che stanno prendendo. E questo fa molto male perché abbiamo gli esperti, quelli veri, quelli che sanno qual è il problema, che sono molto preoccupati invece, ma molto preoccupati. Allora, Emanuele Bozzetto, intanto spieghiamo anche la tua associazione che è molto importante. Allora, l'associazione Cittadinanza Attiva è un APS nazionale, io sono da poco delegato nazionale, per cui parteciperò a dei tavoli ministeriali, istituzionali. Quello che è l'ambito di preferenza è la salute, la cura, il benessere, la comunità locale, anche gli adolescenti, poi se voi ne parliamo rispetto alla guida, però quello che dice il Signore che il nostro supporto quale potrebbe essere, conosci il mio pensiero e do sempre atto a te delle tante iniziative di sensibilizzazione, è chi si prende cura della persona, della natura, dell'ambiente, della sostenibilità, giusto? Allora, i grandi sistemi ovviamente lo fanno per interesse. Il problema è ai nostri figli, ai nostri giovani, alla nostra gente, che comunità lasciamo, che eredità, che investimento facciamo, e probabilmente l'interesse economico dovrebbe essere mediato dall'istituzione, come dici te, comuni, provincia, regione, ministeri, governo, perché sono gli eletti del popolo e dovrebbero portare esattamente le istanze del popolo. Credo che l'unica comunque opportunità, come tu spesso ci ricordi, è di esserci in quei tavoli e di dire la nostra, cioè in fondo la voce del popolo è quella che dovrebbe contare di più, anche per contrastare quegli interessi speculari che guardano al puro singolo profitto, al puro e singolo senso di potere. Ne dico un'altra, l'intelligenza artificiale che stiamo praticando e che dà sicuramente delle grandi opportunità, però se noi guardiamo chi è il regista, no? È come nei social, chi sono i registi, chi sono i portatori di interesse. Quindi ecco, per fare sintesi, la nostra associazione, le opportunità che ci vengono date sono proprio quelle di dire: costruiamo una comunità a misura di persona, non lasciamo in eredità miliardi di debiti perché chi verrà non ha lavoro, non ha strutture. La natura, l'ambiente, i costi credo che debbano in qualche modo trovare un riscontro anche in una popolazione attiva che si ribella e che sa invece costruire comunità. Dispiace quando magari nella regia istituzionale si litiga anche lì per giochi magari di premierato, perché conto di più, valgo di più. Ci vorrebbe invece qualcheduno che abbia una grande capacità di mediare nel mondo anche del volontariato, delle associazioni, dei territori. Mediare vuol dire se c'è un interesse comune si lavora per l'interesse comune e non per l'interesse di parte. Nadia da Treviso, vai Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, volevo dire all'architetto, ma con quali soldi possiamo mettere a norma le nostre case? Che con 1.200 euro di pensione a 80 anni non penso di poter affrontare una spesa del genere. E poi volevo chiedere, quel benedetto 110% che hanno messo, l'hanno dato a chi aveva appartamenti da mettere a posto e a quelli che avevano una casa da sistemare non è arrivato niente. E la burocrazia che ci voleva per fare domanda,
No, non va bene così. Grazie, arrivederci e buona giornata. Grazie a te Nadia, prego architetto. Nadia, siamo d'accordissimo che così non va bene, non può andare bene, perché anche negli interventi precedenti abbiamo detto bisogna coinvolgere la popolazione e se tu non informi la popolazione di come funzionano queste risistemazioni e se ci sono dei contributi a livello nazionale e come fare, se non li informi, però per fortuna ci sono queste trasmissioni, Mirella, che fanno informazione, possono fare informazione. Magari 100 cose che diciamo vengono capite 2, 5, ma è già meglio che di prima. Allora, cosa bisogna fare per la questione 110? Ormai 110 è morto e sepolto, però è stata, io ritengo, una soddisfacente, io la vedo chiaramente per il mestiere che faccio, mica per altro, è stata una soddisfacente sperimentazione a livello proprio nazionale, italiano, perché si è permesso a chi voleva intervenire sull'edificio indipendentemente che abbia 90 anni, 50 o 30 ma intestatario dell'edificio, in qualche modo utilizzatore, si è permesso di dire guarda, puoi accedere a delle possibilità che sono anche finanziarie, perché i costi che tu andrai ad affrontare verranno in gran parte assorbiti dallo Stato, diciamola così. Quindi lo Stato si fa in qualche maniera garante attraverso sistemi, avrete sentito, sconto in fattura, no? Quindi sia il signore che ha 1 milione di euro in banca, magari pochi, che quello che ne ha 1000 o 10.000 potevano intervenire sull'edificio perché i costi venivano scontati con questo termine e venivano messi a carico dello Stato, di tutta la cittadinanza. Questa cosa qui che adesso è ferma, è bloccata, l'hanno proprio resa assolutamente non più efficace, dal 2026, siccome qui in Italia dicono, guarda che in Europa hanno fatto, chiamiamola così, una sorta di ordinanza e dicono dovete consumare sempre meno sugli edifici, ma hanno anche detto gli stati, quindi anche l'Italia dovrà studiare dove trovare il denaro. Sì, perché se uno ha la pensione a 700 euro, 1.200, più fortunati a 2.000, cosa vuoi ristrutturare? 1 metro quadrato di abitazione, 100 metri quadrati, che sappiamo benissimo i costi, quante decine di migliaia di euro ci vogliono. L'impegno su una casa, sulla ristrutturazione, è uno degli impegni più colossali che qualsiasi intestatario, proprietario di un immobile può trovare durante la sua vita. Quindi, siccome la questione non è soltanto lei, signora Nadia, devi sistemare la sua e capitolo chiuso. No, ma lei sistemando la casa propria, facendola consumare meno e avendo meno immissioni nell'aria pericolose per la salute umana, ecco che questo qui ne beneficia tutto il popolo, tutta la popolazione italiana. Quindi sistemare la propria casa con questi criteri, perché lo Stato dovrà intervenire e fare da supporto dal punto di vista finanziario? Perché il beneficio non è solo della signora Nadia, è proprio dell'intero paese, dell'intera popolazione. Ecco perché su questa cosa bisogna continuare, procedere, perché ne va di mezzo il benessere, la salute di tutti. Bene, grazie. Professor Nardin, la salute di tutti e il bene di tutti. Noi vogliamo anche il bene dei giovani. Non è che magari l'educazione civica si può fare anche all'interno di questi musei meravigliosi, facendo capire cos'è la bellezza, cos'è l'arte? Perché io non mi ricordo che ho avuto sempre dei musei di Venezia che ha detto, sai Mirella, io guardo le persone che vengono a visitare i nostri musei e vedo veramente che guardano ma fuggono, cioè passano davanti. Poi magari li trovi a comprare, a fare shopping, ecco, al piano inferiore,
e sono passati davanti a delle meraviglie uniche. Ma abbiamo noi questa cultura? Io ad esempio, professore, ogni tanto fermo i ragazzi e dico: cos'è quella statua che hai visto? Anche per fare, e non conoscono, non sanno. Vado a leggere e mi dicono: come vai a leggere? Ma se ci passi tutte le mattine nella tua città. Ecco, a scuola non te l'hanno insegnato. Forse più educazione civica con la bellezza, con la cultura, non so, dico io, sa professor Nardin, perché poi vedo che se gli intrighi, loro ci sono nel pezzo, però bisogna intrigarli. Secondo lei, professor Nardin, l'arte, la cultura e la bellezza possono intrigare i nostri giovani? Allora, io sono totalmente d'accordo con quello che sta dicendo e ovviamente il fatto che noi siamo totalmente d'accordo ci dice che però il problema lo vediamo e quindi si possono intrigare i giovani. Io direi tantissimo se ci fosse un processo educativo che più che di non solo di educazione civica, cosa di cui c'è assolutamente bisogno, ma di educazione artistica, di storia dell'arte, di storia della cultura. Tutto questo è stato pesantemente messo in discussione nelle ultime riforme scolastiche, riducendo gli spazi di questi, che sono ritenuti essere degli orpelli rispetto ad una logica educativa che dovrebbe finalizzare la formazione degli studenti al loro inserimento nel mondo del lavoro. Ritorno a quello che dicevo in origine, all'inizio di questa chiacchierata. La risorsa chiave del processo economico attuale è la capacità di innovazione. La capacità di innovazione è strettamente legata alla dotazione di risorse creative. L'arte, la conoscenza, la storia dell'arte, la storia della bellezza, la storia di tutto quello che è il nostro patrimonio è un pezzo fondamentale nella costruzione di asset di creatività. Quindi sì, bisogna coinvolgerli, bisogna riconoscere che i partecipanti alla maggior parte delle manifestazioni culturali a cui anche noi andiamo hanno più o meno la nostra somatica, perché hanno più o meno la nostra età, e che c'è una scarsa capacità di attrarre pubblici giovanili. Quindi bisogna ripensare l'offerta, ripensare gli spazi dentro cui l'offerta viene realizzata e ripensare, ma questo appunto rimanda al rapporto con istituzioni molto superiori, al fatto che i pacchetti che vengono a essere offerti come materiale educativo all'interno del nostro sistema scolastico stanno diventando sempre più tecnici in un pensiero sbagliato che la tecnicalità, le competenze solo tecniche siano sufficienti per creare poi capacità di competizione del sistema economico. Non è così. Pietro, vai Pietro. Buongiorno, ciao Mirella. Ciao. Piero da Zero. Da dire in mente a vostre case. Prima di tutto dovreste i comuni fare un censimento di tutte quante. Di quelli che ha bisogno, quelli che sta in piedi. Mica è una casa del mio, si sente una casa colonica. E mi ha dato totalmente da posto, a facciata davanti alla compagna, da Drio che manca paesana grande, che mi non ho mai vista. E non dico che pronto fa. L'amministrazione comunale che ha detto questa casa qua che mi ha messo a posto. Perché in casa non ci fai mai mente di fuori cani, non di fiori. Ciao Mirella. Caro, Piero da Zero fa anche rima. Bozzetto, ecco, queste telefonate dimostrano anche l'attenzione, la preoccupazione che hanno i cittadini, quelli che veramente non hanno questi stipendi o pensioni altissime, su queste case che veramente se non riesci a sistemarle, quando arrivano le bollette che dice l'architetto, fanno venire i sudori freddi. Ecco, questi aiuti che magari, o questi bandi che non sono trasparenti o non si conoscono. Non puoi dire all'ottantenni vai su internet e vai a vedere cosa ti propongo. Ecco, però quando c'è da pagare qualcosa arrivano i bollettini diretti nelle case. Forse dovremmo anche noi come mondo del volontariato battere più forte. Io dico sempre ai sindaci che lo dicono, ma non siamo ascoltati. Per forza dico perché siete tiepidi. Ecco, infatti hanno copiato questa parola che usa Mirella,
paura anche a livello nazionale. Mi sembra anche, e non l'ultimo, ma Papa Leone XIV ha detto anche lui che forse siamo tiepidi, c'è qualcosa anche di tiepido nella Chiesa. Forse dovremmo riuscire a far capire questo mondo del volontariato, Manuele Bozzetto, che ha dato tanto durante la pandemia. Bravissima. Perché bravissima. Eravamo noi in prima fila, tutti i politici chiusi nelle case perché avevano fifa di morire. Anzi, i grandi della terra hanno investito nella ricerca, avete visto cos'è arrivato, perché hanno preso paura, perché pensano di essere eterni, perciò hanno detto no, è meglio investire, e avete visto come si è unita la ricerca in poco tempo, cosa è riuscita a fare. Forse ecco, anche questo dobbiamo forse capire, anche noi essere meno tiepidi come i sindaci, perché siamo tanti ma siamo divisi, non ci conosciamo. Tu sai che noi stiamo cercando di mettere in piedi questo villaggio delle associazioni. Bellissimo, ieri eravamo in tantissimi per questa manifestazione dal 10 al 13 luglio che faremo a Treviso, con questo villaggio per far capire chi siamo, cosa facciamo, dove vogliamo arrivare. Prego, e tu fai parte anche di questo e ti ringrazio, Manuele, prego. No, grazie sempre a te, penso hai detto 3 cose fondamentali. Allora, il primo si chiama accesso al credito e accesso a queste opportunità. Non puoi pensare che il cittadino abbia l'app, abbia tutte le competenze, tutte le conoscenze, quindi va accompagnato. Quando si parlava di pratiche di comunità e anche in termini appunto dell'ambiente, le comunità energetiche vuol dire che è in capo un'amministrazione promuovere queste cose, a casa mia. Quindi devi convocare. Però oggi vota un cittadino su 2, Mirella. 1 su 2, e non più a Roma o a Milano, anche nei nostri comuni in altro po'. Quindi vuol dire che c'è questo scollamento con la pubblica amministrazione. Parentesi, finché la politica, una certa politica, dire di non andare a votare, no, tu devi dire vai a votare, vota quello che vuoi, certo. ma partecipare finalmente. Capisci che prima dicevano di votare, adesso perché non va bene qualcosa dicono di non votare. È un Pensi ai messaggi che arrivano. Brava. E dopo cosa vuoi pretendere? Però quando devi votare a me, allora vai, hai capito? Per cui c'è questo grande scollamento. Terzo elemento, e l'hai detto benissimo, allora penso che il terzo settore, il volontariato, le forze attive, le forze sociali, chiamiamole come vogliamo, hanno una grande partita adesso. E la grande partita è fare rete e avere una regia che sia finalizzata agli interessi. Tu prima citavi il Covid. Io penso che noi siamo ancora figli di quel Covid. Siamo figli per quello che si è destrutturato, per le crisi di identità, tu lo sai, opero anche nei servizi, operiamo in ambito sociosanitario, persone che stanno male, che fanno ricorsi alle strutture, che a volte non hanno neanche modo di fare ricorsi alle strutture perché le pratiche sono burocratiche, perché non trovi più quello che ti fa l'impegnativa, il modulo, l'accesso, ma vogliamo parlarne? Tu puoi avere un sistema pubblico, ma se non favorisci, se non incentivi l'accesso ai servizi, di cosa parliamo? No, ne parlavamo che con te in delle trasmissioni. L'altra cosa, la salute. Diceva bene prima anche il collega, ma allora una buona sanità, un buon sistema ambiente, una buona comunità attiva, una buona comunità energetica, un cittadino attivo, alla lunga si investe e si risparmia anche in salute, perché il problema, avendo una popolazione che invecchia, adolescenti sempre più in difficoltà, famiglie, cos'è oggi la famiglia? Di quante famiglie parliamo? Di quanti sistemi? Quindi in questo scollamento generale, se c'è grazie a queste trasmissioni un'informazione, una volontà, ma un protagonismo, e poi chiudo, non se ne darà fuori, perché la salute è il pilastro di ogni sistema sociale, economico e culturale. Leone da Trebasele, che poi andiamo assolutamente in pubblicità. Vai Leone. Ciao Mirella, grazie, saluti i tuoi ospiti. Allora, visto che parla anche di arte, voglio tornare sui bronzi di Riaggio. Allora, anni fa ho visto una trasmissione di Quark di Piero Angela che spiegava come i francesi avevano portato via tutto il malloppo da Venezia e ha detto che riempivano le navi all'inverosimile e dopo, quando erano a mare, prendevano paura e le liberavano di opere d'arte che erano quelle più pesanti e le buttavano a mare. Allora la mia opinione è che molto probabilmente i bronzi di Riace fanno parte di di tutte quelle opere che i francesi portarono via da Venezia e poi quando c'era un po' di mare li buttavano giù. Allora io penso che forse vengono
da dove arrivavano i cavalli, perché anche i cavalli sono finiti sott'acqua con i francesi, dopo li hanno pescati su, per fortuna non erano andati molto profondi. Perciò la mia opinione è che i bronzi di Riace vengono da Venezia e naturalmente venivano da qualche altra parte prima. Ciao Mirella, grazie. Grazie Leone, ti risponderemo subito dopo la pubblicità. Allora, visto che parlavamo di bronzi di Riace per rispondere al nostro Leone da Tre Baseleghe, andiamo a vedere cosa hanno fatto proprio per il bronzo i ladri in cimitero. Andate a vedere e poi vediamo cosa sta succedendo. Allarme ladri in cimitero, andiamo a vedere. È venuto a controllare? Sì, sono venuta a controllare perché ho sentito appunto per Antenna 3 il telegiornale. Ho detto è meglio che vado a controllare anch'io, che non sia successo qualcosa. Senta, e guardando questa tomba qua cosa si pensa? Insomma, che sono dei vandali. E guardando come hanno devastato questa tomba non c'è altro termine per dei ladri di bronzo che hanno colpito la sinistra Piave. Statuette, portalampade ed altri oggetti tutti realizzati in lega di rame e stagno divelti dal camposanto di Marino di Piave e in quelli di Ogliano e di Scomigo. Ma è in quest'ultimo che i malviventi si sono particolarmente accaniti, arrivando a montare su questa tomba, spostando con il peso i graniti per poi distruggere la stele con il basamento che sosteneva una statuetta votiva. I furti e i vandalismi risalirebbero alla notte dello scorso fine settimana, mentre nella giornata di lunedì la triste scoperta da parte dei familiari e le relative denunce con la richiesta di giustizia per atti che colpiscono gli affetti più cari. Oltre al danno economico, che è un qualcosa che ha una certa consistenza, però insomma passa, rimane invece la ferita dal punto di vista dei sentimenti, perché diciamo, i familiari che vanno a trovare i propri defunti e si trovano la tomba danneggiata è una cosa che ti rimane. Forze dell'ordine che non solo stanno intensificando i controlli anche nelle zone cimiteriali, ma contano di individuare i responsabili attraverso i circuiti intercomunali di videosorveglianza. Nel perimetro esterno di qualche cimitero ci sono, in altri ne abbiamo qualche telecamera sulle vie di esodo, e quindi stiamo cercando con il nostro nucleo investigativo di setacciare tutte le immagini per capire di individuare questi soggetti. Stiamo vagliando delle piste magari di nomadi che si appropriano di questo metallo per poi venderlo al mercato nero. Indagini quindi anche nel mondo del riciclo dei metalli, considerando che bisogna essere strutturati per poter procedere alla fusione del bronzo. Recuperare la refurtiva è molto difficile, se non addirittura improbabile, però ci piacerebbe comunque intercettare questi soggetti, perché in passato c'erano state delle bande che rubavano il rame dalle grondaie piuttosto che dai tetti, oppure matasse di fili alle ferrovie. Comunque non aveva lo stesso effetto da un punto di vista, diciamo, sentimentale, del sentimento, quindi non toccava tanto la morale. Qua invece si entra proprio nell'intimo dei sentimenti di ogni persona. Professor Nardin, oltre a rispondere al nostro Leone che ha telefonato, non pensa che forse riusciamo anche a sconfiggere queste provocazioni, questi atti di vandalismo, proprio cercando di far crescere i nostri ragazzi, ecco, nella bellezza? Io più che cimiteri li metterei il Museo dei Defunti, anche loro hanno i loro musei, e delle volte noi vediamo veramente delle tombe che sono veramente delle opere d'arte, che rappresentano qualcosa, ma tu non sei preparato, nessuno ti ha spiegato cosa vuol dire passare davanti a quella tomba. Vedo le ricorrenze, specialmente a novembre, ma sono tutte mirate là, gli stessi. Le scuole pochissime volte partecipano, oppure qualche insegnante, qualche dirigente più sensibile cerca di mandare qualcuno. Ma io sono un ragazzo, io non devo essere fortunato ad avere quell'insegnante, quel dirigente. Io devo avere quello che mi aspetta di diritto, di conoscere, di imparare. Non le sembra che stiamo facendo molto poco anche con una certa scuola, anche per quanto riguarda
i musei, la cultura molto chiuso, tutto chiuso, poche ore, le RSA, gli anziani, perché non portarli nel pomeriggio a visitare questa meraviglia che abbiamo? Ma non ci sono i pulmini, non ci sono i soldi, non è vero? Perché c'è il mondo del volontariato che ha i pulmini, sono quelli che hanno anche il campanile molto alto, molto grande, però non si sa, forse capisce perché io ne parlo di queste cose, perché le vedo tutti i giorni, io vado nell'RSA e dico avreste piacere di andare al cinema, a teatro, a visitare un museo, sai cosa mi dicono? Magari, perché non hanno tutti l'Alzheimer, professore, sono persone addirittura l'università della terza età, dei numeri incredibili. Ecco, forse dobbiamo spingere più su questo, perché c'è una denatalità incredibile e i diversamente giovani, come li chiamo io, con un numero molto consistente. Prego, professor Nardin. Sì. Lo dicevo prima, io sono, come dire, rammaricatissimo dei cambiamenti nell'offerta didattica delle scuole, dove le componenti più, diciamo così, umanistico-culturali e artistiche stanno perdendo peso. Non mi aspetto inversioni di tendenza veloci o significative. La Fondazione ROI è anche lei un ente del terzo settore. Cioè io penso, e non è un caso che lo sia, penso che ci sia quello spazio di mezzo tra la società, come dire, atomizzata dei singoli individui e lo Stato, che è fatto da tutta quella parte di società che invece si organizza, si coalizza, che si chiamano corpi intermedi, terzo settore, chiamiamo volontariato, chiamiamoli come meglio ci pare, ma che è la strada essenziale per riuscire a ripristinare una cultura della civiltà in tutte le sue varie articolazioni, dalla educazione civica all'educazione artistica, alle forme di solidarietà, alla frequentazione degli spazi che sono abbandonati, al disincentivo dalle forme di ribellismo che non hanno produzione. La ribellione è una cosa importantissima in una società. Il ribellismo sparso che vive dentro il piccolo cabotaggio, il piccolo sabotaggio, invece è una cosa che non va e che non serve a niente. Quindi sì, serve investire, credo che le forme della società intermedia siano gli attori fondamentali di questo spazio, ovviamente senza smettere di rivendicare alle istituzioni, ai loro vari livelli, i compiti a cui dovrebbero assolvere, sapendo che però non sarà da lì che arrivano le risposte in tempi brevi. Grazie, veramente grazie al professor Giuseppe Nardin, vicepresidente della Fondazione ROI, di essere stato con noi. Professore, con quale messaggio vuole lasciarci? Il messaggio è che appunto non a caso stiamo parlando di queste cose e ne stiamo parlando dentro un gruppetto che appartiene a questo mondo del terzo settore e che quindi è su questo fronte, come dicevo, che secondo me va creata una ulteriore mobilitazione, un ulteriore impegno, perché sono queste le forze che, proprio perché sono forze del volontariato, proprio perché non devono rispondere elettoralmente a nessuno, ma puntano ad aggregare soggetti che hanno una convergenza di punti di vista sui temi che vanno ad affrontare, sono quelli che hanno maggiore spazio di libertà e anche forse la maggiore determinazione nel voler affrontare i problemi. Grazie professor Giuseppe Nardin di essere stato con noi. Sentiamo come ci saluta l'architetto Ivan Basso. Ecco, io credo, per fare sintesi di questa eccellente trasmissione degli interventi, a cominciare da quello del professor Nardin, c'è una necessità di un risveglio della coscienza personale e collettiva. Perché? Perché la coscienza? Uno mi dice, ma che cos'è la coscienza? Come la vedi? Come si misura? Hai un metro per la coscienza? No, ma io credo, guarda, la cosa è molto, per certi aspetti, semplice. Tu hai l'energia atomica. Veloce perché benissimo, sono in chiusura. Proprio questo, energia atomica. Per cosa usiamo l'energia atomica? Per fare le bombe atomiche e distruggere la specie umana e l'intero pianeta, o per illuminare le città, riscaldare, raffrescare le abitazioni e per far star meglio, far star bene la specie umana? Ecco, la mia coscienza dice per
per questa modalità, quindi la propria coscienza e la coscienza collettiva determinano poi i grandi cambiamenti. Cominciamo a prendere in serio esame questo. Ognuno non è nessuno, ognuno è una grande possibilità per trasformare la nostra società e l'intero pianeta. Grazie a Iva Basso, architetto, di essere stato con noi. Sentiamo come ci saluta invece Manuele Bozzetto, delegato nazionale Cittadinanza Attiva. Bene, allora intanto grazie perché attraverso queste trasmissioni rendiamo partecipi i cittadini. Il mio pensiero è questo qua, essere cittadini attivi oggi. Punto. Lamentarci non basta, subire anche no, quella sana ribellione che si diceva prima, quella cittadinanza attiva, partecipe, e io sto mai sul fatto della salute, della prevenzione, dei giovani, delle condotte a rischio, del stare in questa società. Noi adulti però abbiamo una grande responsabilità, educarci, dialogare, confrontarci, crescere e saper scegliere. Mi sembra che queste cose le facciano proprio i giovani, perché io non vedo i diversamente giovani scendere nelle piazze nella maniera giusta, nella maniera sbagliata, però sono loro che ci mettono la faccia, che piaccia o non piaccia. Pubblicità. Altri graditissimi ospiti, abbiamo in presenza Francesco Soligo, sindaco di Villorba. Ogni tanto viene a trovare la Mirella, il sindaco, è difficile, arrivo prima dal Papa che dal sindaco, però ogni tanto con gli impegni che ha è anche bravo, come tutti i sindaci, però sono quelli che sono i nostri punti di riferimento. Non abbiamo altro sindaco, siete voi e solo voi. Grazie Mirella. Grazie anche a Sara Barattin, giovane atleta rugbista nazionale, non a caso, giusto? Che leggo quello che mi scrivono, tanto chiedo se sbaglio vegna. E saluto anche Roberta Ruga, che è referente provinciale, e parleremo di sanità e volontariato Humboldt. Grazie anche a lei, Roberta Ruga, di essere qui con noi, perché il mondo del volontariato sta molto a cuore alla Mirella. Forse siamo quelli che dovrebbero essere più ascoltati come i sindaci, forse siamo in tanti ma siamo tiepidi come i sindaci, forse dobbiamo fare più rumore e speriamo che qualcuno ci ascolti, Roberta, perché lo meritiamo, perché quando si parlava prima anche con gli altri ospiti durante la pandemia è stato il mondo del volontariato che ha tenuto in piedi famiglie, persone, solitudini, andavamo nelle case rischiando, i politici erano nascosti perché aveva paura di morire, noi eravamo in prima linea e ci ritroviamo a girare col commercialista e pagare per fare i volontari. Il risultato è il top dei top, Roberta. Allora, sindaco, cosa ci dice? Anche lei invece persona sensibile, voi lo sapete, l'ho detto più volte, che invece sta cercando di dare luce al mondo del volontariato, al mondo dello sport, cercare di allargare gli orizzonti proprio con queste realtà, mettendo a disposizione di queste realtà il comune, che è la casa del popolo. Prego, sindaco. Allora, sono d'accordo con Mirella, la pandemia ha visto un esercito di volontari, compreso il sottoscritto, quindi non tutti i politici si sono nascosti. Io andavo casa per casa a consegnare le mascherine assieme ai volontari, che mascherine non c'erano e quindi quelle che c'erano si andavano a consegnare. Volontariato è un esercito di volontari che lavora in silenzio. E lavora in silenzio, quindi non avendo più di tanta voce non vengono a volte ascoltati, sia nel sociale sia nello sport. Non a caso qui con me ho portato Sara perché la sua testimonianza dei suoi titoli italiani e nazionali che ha vinto e che poi andranno a ripercuotersi nel volontariato, perché Sara fa anche volontariato all'interno della società sportiva. Quindi il problema del volontariato secondo me è uno adesso, il ricambio generazionale. Quindi dobbiamo cercare, noi come amministratori, ma come tutti quelli che hanno le associazioni di volontariato, cercare di coinvolgere i giovani. E per coinvolgere i giovani bisogna farli innamorare soprattutto della sensibilità per il prossimo. E come si fa? Bisogna andare nelle scuole, ma non nelle scuole superiori. Bisogna iniziare dalle medie, secondo me, a far capire
Cosa vuol dire? Aiutare il prossimo e mettersi a disposizione del prossimo. Sindaco, cos'è che la preoccupa di più in questo 2025 molto traballante? Abbiamo un aumento di poveri, abbiamo visto e sentito anche i dati Istat che sono preoccupanti, sono dati reali, non si possono contestare i dati Istat. Queste famiglie che con 2 stipendi non riescono ad arrivare a fine mese, ecco, prima si parlava di energia elettrica, di bollette, si parlava di affitti, si parlava di mutui, ma come fanno con questi stipendi bassissimi, pensioni basse, perché la realtà è questa. E dove si rivolgono? Al sindaco. È l'unico punto di riferimento dove si trovano delle porte aperte, però voi non avete la possibilità di aiutarli, mancano le case. Prima si parlava con il sindaco di una realtà che Mirella voi l'avete sentito, ve l'ho detto, che ho scoperto, il sindaco era a conoscenza, mi fa piacere, e sta cercando anche lui di dare una dignità a queste persone. Non è facile, però io volendo, sa sindaco, quando mi arrabbio, quando mi dicono ma ce ne sono tanti, sì, intanto inizio a aiutare questo e poi andiamo a vedere, intanto iniziamo però, perché ci vuole anche una certa sensibilità, certo, a capire chi hai di fronte, il perché, certo, è successo questo, può capitare a tutti, perché ricordatevi che quando una persona perde il lavoro, perde la dignità. È quello il grande problema che qualcuno non capisce. Le cose fondamentali sono il lavoro e la salute, allora vivi tranquillo, sereno, i figli crescono bene, sono sereni, e qui veramente ci sono dei problemi. Cos'è che la preoccupa di più, sindaco? Mi preoccupa l'indifferenza. L'indifferenza perché, come hai detto te, Mirella, io con i miei collaboratori, quando abbiamo questi casi abbastanza gravi, la prima domanda che io faccio ai miei collaboratori è: e se succedesse a noi, a uno di noi, cosa faremo? Da chi andremo? Quindi dobbiamo capire la situazione e non rispondere ma ce ne sono tanti. No, affrontiamo questo caso e poi affronteremo il prossimo. Quindi secondo me l'aumento dei beni di prima necessità, lo sappiamo tutti, è un problema che comunque si ripercuote su tutti, soprattutto sulla fascia debole. Quindi non abbiamo la bacchetta magica come sindaci, però abbiamo la sensibilità di ascoltare e trovare il modo, assieme anche alle associazioni di volontariato, di perlomeno tamponare la situazione e dare fiducia a chi è in queste condizioni di alzare un po' la testa e andare avanti. Allora, prima di sentire Sara Barattin, perché voglio prima che ascolti anche Sara quello che dirà Roberta Ruga proprio in merito a questa sanità e a questo volontariato. Prego Roberta. Buongiorno a tutti e ringrazio dell'invito. Dal nostro punto di vista la pandemia ha rappresentato ovviamente una sfida in tutti i sensi, perché ha richiesto risorse, energie e oltretutto anche il contributo di numerose persone volontari che si sono messi ovviamente a disposizione per aiutare il prossimo. Quindi dal nostro punto di vista posso dire che la pandemia ha rappresentato un'evoluzione nel nostro modo di concepire il rapporto con il territorio, ma anche l'attenzione ai bisogni. Le associazioni hanno un ruolo cardine nel territorio, un ruolo che a volte non è conosciuto dai cittadini e un ruolo che a volte non è considerato dalle istituzioni. Un ruolo di ascolto attivo dei bisogni dei cittadini. Assistiamo a uno scenario che è alquanto triste: 315.000 anziani over 65, quindi non autosufficienti, che nel 2023 hanno chiesto aiuto e assistenza. Oltre 2 milioni che hanno appunto avuto accesso all'interno di Regione Veneto alle cure palliative, quindi quelle cure che vengono rivolte a persone in uno stadio appunto terminale, cure che necessitano di una dignità ovviamente e della garanzia anche di aiuto e sostegno. E le associazioni all'interno di questo contesto ovviamente hanno un ruolo anche nell'aiuto alla riduzione della spesa sanitaria regionale e un aiuto poi effettivamente nel gestire
tutta la presa in carico del paziente e anche il sostegno finale per i caregiver e i familiari. E perciò le associazioni sono una risorsa che, se ben considerata e se ben sfruttata, può fare la differenza all'interno di un territorio, anche a livello e soprattutto di rapporto con i distretti sanitari, quindi con la figura del medico di medicina generale, che in questo ha un ruolo importantissimo nel presentare appunto i servizi che le associazioni svolgono, nel capire il tipo di situazione in cui la persona versa, perché assistiamo anche a tantissimi casi, appunto per la nostra esperienza, di indisponibilità grave economica, quindi povertà grave e non marginale, e anche casi di disabilità psichica e fisica. E fino a qualche tempo fa, per capirci e per collegarmi a questo, non era ben definito il concetto di autosufficienza. Cosa fosse l'autosufficienza? Poi sono stati inseriti degli schemi di valutazione che hanno permesso di definire quel concetto, che prima era sulla base di dati meramente sanitari, quindi l'accesso a pratiche di invalidità e appunto l'accesso anche ai servizi sociali. Roberta Ruga, devo correre purtroppo perché il tempo è tiranno e siamo anche in tanti. Quello che io però ho capito, ieri abbiamo fatto una riunione con questo villaggio delle associazioni e c'erano dai nomi grossi alla Croce Rossa, all'Aido e tanti altri, grandi, medi, piccoli, è che forse dobbiamo capire chi fa cosa, perché se tutti facciamo tutto, alla fine ci troviamo con una solitudine che non riusciamo ad arrivare. Allora, se noi riusciamo invece a fare rete anche con i sindaci, con i servizi sociali, perché loro hanno i nomi, e non è possibile che nella mia trasmissione, quando invito sindaci, assessori, qualcuno mi dice ma non possiamo dare i nomi e cognomi perché c'è la privacy, qualcun altro invece mi dice no, sediamoci attorno a un tavolo e vediamo di risolvere il problema, come ha detto il sindaco. C'è questo problema, chi può aiutare questa persona? Sindaco, di cosa ha bisogno? Andiamo a vedere qual è il mondo del volontariato che può avvicinarsi. Invece hanno fatto, Roberta, uno di quei minestroni che siamo tutti iscritti, siamo i più controllati, anche se è costato tutto, paghiamo e poi ci ritroviamo che non riusciamo a capire chi abbiamo fuori di casa. Io l'ho detto al sindaco di Ponzano Veneto, ho detto sindaco, ma perché non fare un censimento del territorio come si faceva una volta, chi c'è, chi è che ha più bisogno, come vive. Lui l'ha fatto e sa, sindaco, cosa mi ha detto? Sindaco, sai che aveva ragione Mirella, non conoscevo certe realtà. Allora vuol dire che se forse, come è successo ieri, capire dove vogliamo arrivare tutti assieme, non dividendoci, con i sindaci, sono loro i nostri referenti. Non è che andiamo in provincia sappiamo neanche che cosa stanno facendo, chi sono, cosa fanno. Sento sempre che hanno bisogno di soldi, ma alla fine non riusciamo a capire cos'è la provincia ancora. Regione non ne parliamo, sindaco, perché anche là non è che il cittadino fate fatica voi, pensate gli altri. Forse dobbiamo unire più le forze tra di noi con voi. Cosa dice? Poi andiamo a sentire anche cosa dice questa atleta. Prego. Sono pienamente d'accordo. La collaborazione tra associazioni, amministrazione locale e anche associazioni sportive, perché la rete che io sto cercando di mettere insieme e ci sto riuscendo all'interno del nostro comune è coinvolgere anche le parrocchie. Dove il comune non riesce e non conosce il caso, lo può conoscere il parroco o la Caritas o l'associazione sportiva, che tra tanti iscritti sostengono anche quelle famiglie che non riescono ad avere la possibilità di fare sport, e quindi l'associazione mette i soldi perché pure i ragazzi facciano sport. E i volontari che noi abbiamo, che fanno la consegna dei pasti, mettono l'occhio dentro e vedono la situazione, e quindi quello è un campanello d'allarme che poi viene trasferito al comune. Tanti casi noi siamo riusciti a conoscerli con la rete ed è importante.
Allora, sentiamo anche Sara Barattin, oltre che atleta, ecco questo volontariato che la intriga, cioè ce l'hai nel sangue. Io delle volte vedo anche diversamente giovani con 1000 problemi, però che riescono a dare quell'ora di volontariato perché ci credono e stanno bene. Cosa vuol dire volontariato e sport per Sara Barattin? Un bel insieme, diciamo che noi ovviamente all'interno della nostra società, come ha detto il sindaco, cerchiamo di aiutare il più possibile le famiglie per regalare ai giovani la possibilità di fare sport, perché penso che sia una cosa fondamentale anche per divertirsi, per rendere più gioiosa questa vita, ecco. E niente, noi nel nostro piccolo ogni tanto aiutiamo la Città della Speranza, ogni tanto c'è il papà di una mia compagna di squadra che ha un'associazione in Africa, facciamo sia per noi a livello comunale, ecco, e non solo, visto che ho veramente un sacco di atlete anche che vengono da fuori comune, ma anche cerchiamo di aiutare qualcuno un po' più in là. Senti Sara, qual è il momento che hai capito che il rugby era lo sport che tu avresti voluto veramente non anche allenarti nel rugby, ma proprio che era una fonte di energia per te? Io mi sono innamorata di questo sport attraverso un progetto scolastico alle medie. E da lì ho insistito a casa, ma i miei non ne volevano sapere. Rugby maschile! Sì, infatti. E quindi poi raggiunta la maggiore età, quindi l'indipendenza, sì, con l'auto praticamente, con la patente, ho lasciato tutto e sono andata a Treviso ad allenarmi, ecco, e da lì basta, non ho più smesso. Quando vi incontrate, oltre a parlare di sport, questi atleti, di cosa parlate? Cos'è che vi intriga di più in questo momento, quando oltre allo sport naturalmente, perché è giusto, cos'è? Ecco, tu hai detto, oltre allo sport, il volontariato. Senti anche con le tue colleghe, con le tue amiche che c'è questa voglia di fare volontariato? Sì, e stiamo anche cercando di fare dei tornei estivi apposta per fare volontariato, beneficenza. E, sì, dobbiamo muoverci perché attraverso il divertimento puoi anche fare del bene. Sono d'accordo con te. Andiamo a vedere questa premiazione, questo video del rugby femminile con Sara Barattin. Andiamo a vedere.
meritava, complimenti veramente. Grazie. Sara, per questo video che ci hai portato, che fa capire l'importanza dell'inclusività, dell'abbraccio, ecco, questo tocco che abbiamo bisogno di darci, di sentirci che siamo vincenti. Avete visto che bello? Abbiamo Vladimiro da Rovigo. Ciao Vladimiro. Mirella, chiamo da Rovigo, non a caso, c'era la televisione, appena che ho visto che te ga ospite ho messo a mano la pistola, cioè al telefonino, per telefonare e dire complimenti. Ho visto praticamente tutte le partite del 6 Nazione femminile, è una roba stupenda. Se qualcuno pensa che le ragazze fanno un rugby delicato, no, assolutamente. Fa rugby vero, ma veramente vero, e mi viene a dire che le basta poco e riuscì a gareggiare anche con l'Inghilterra e con la Francia. Cioè già si andà molto bene in queste 6 nazioni, ma le basta veramente poco e può puntare, cioè para sì veramente. Se dico a me che sono da Rovigo, sì, veramente bravo, complimenti. Ciao Mirella. Grazie caro Vladimiro, penso che abbia fatto molto piacere a Sara Baratin questa telefonata. Noi siamo visti dappertutto, come vedete, avete visto, chiamano da tutte le città, non solo dal Veneto, ma quello che è importante è capire, qua mi rivolgo anche a Roberta Ruga, può il mondo dello sport aiutare a far crescere il mondo del volontariato con i giovani? Perché prima il sindaco Soligo diceva bisogna andare nelle scuole. Io sono convinta, sindaco, che nelle scuole ci siamo già andati, continueremo ad andarci. Ma secondo me dobbiamo portare i ragazzi nel mondo del volontariato, a farli toccare con mano quello che è il volontariato, intrigarli. Perché la Croce Rossa ha così tanti giovani? Ieri li sentivo, erano alla riunione del villaggio delle associazioni. Perché li intriga, li fa rendere protagonisti, sbagliando ma imparano. Forse vogliono questo i giovani. Cosa dice Roberta Ruga? Assolutamente sì. Allora il legame tra sport e prevenzione o mondo dell'associazionismo è un legame strettissimo, perché i valori sono gli stessi, quindi il valore dello sport è la solidarietà e l'aiuto all'altro, e gli stessi valori appunto sono quelli poi seguiti dal volontariato. Io credo che il principale aspetto sia legato alla difficoltà nel proprio trovare punti di contatto con i giovani, punti che eventi, iniziative sportive possono sicuramente aiutare a creare, quindi spazi ad hoc per i giovani, ma anche punti di contatto che possono essere offerti dai social media e che possono essere fondamentali a livello di legami tra mondo dello sport e volontariato. Quindi assolutamente la risposta è sì, c'è un legame molto stretto che può essere praticato. Sindaco? Sono d'accordo con voi su quello che è appena stato detto. Noi a Villorba abbiamo una protezione civile che conta 30 volontari, di cui l'età media siamo sotto i 30 anni. Cioè, diciamo che il più vecchio sono io. E questo è un lavoro... Diversamente giovane. Diversamente giovane, sì. Questo è un lavoro stato fatto già da 5-6 anni per cercare di coinvolgere appunto i giovani. Ma perché si sono innamorati della protezione civile? Perché vuol dire che c'è una sensibilità dell'aiuto verso gli altri. E questa dovrebbe essere la formula che lega un po' tutti, sia gli amministratori e tutta la rete di cui abbiamo parlato prima, per far innamorare i ragazzi alla sensibilità per il prossimo. Non è facile. Però io credo che lo sport sia veramente una via importante, considerando che a Villorba abbiamo 4.000 giovani che fanno sport, che vanno dagli 8 anni fino ai 18, quindi settore giovanile. Chi fa sport, soprattutto il rugby, che il rugby vuol dire gruppo, vuol dire rispettare le regole e vuol dire avere cura del prossimo, perché, giusto Sara? Sì, rispetto agli altri. Rispetto a altri, è importante, questo è molto importante, far innamorare i giovani di avere la sensibilità per il prossimo, perché volontariato vuol dire questo, e noi adulti siamo quelli che dobbiamo portare avanti questa, vogliamo dire, missione o questa regola. Allora Sara, io l'altro giorno ho avuto ospite un campione che soffre di autismo. E lui ha fatto una richiesta davanti alle telecamere, te lo presenterò, si chiama Mario Bertolaso, lo dico perché non è un problema.
ha detto: io vorrei capire perché noi alle Paralimpiadi andiamo con una sola persona. Cioè noi non possiamo andare una squadra, ma una persona. Hai voglia di riuscire ad arrivare se continuiamo ad andare uno solo? Non pensi che sarebbe il caso di unire le forze e invece di continuare a chiamare Olimpiadi, Paralimpiadi, chiamare solo Olimpiadi e sport, e soprattutto dare la possibilità a queste realtà che fanno già tanta fatica per arrivare, ma vincono poi le medaglie, perché hanno portato a casa tante medaglie. Adesso si sta cambiando, stanno cambiando i presidenti, il nostro referente, prima era referente regionale, il dottor Dino Ponchio, adesso è diventato referente nazionale. Ecco, di sentire anche queste voci di questi sportivi che dicono: guardate che ci siamo anche noi vogliamo andare là, fateci arrivare, perché uno solo e gli altri le squadre. Tu cosa vorresti dire a Mario che ti sta ascoltando perché ti guarda? No, non sapevo in realtà di questa cosa, perché vabbè, le seguo, io in realtà seguo tutti gli sport dalle Olimpiadi, sì, le guardo anche, per cui non sapevo di questa differenza. A volte però la differenza non è sbagliata, perché probabilmente facendo così loro hanno il loro pubblico, il loro supporto e hanno una maggiore visibilità. Lo vediamo noi alla fine con Sei Nazioni. Adesso abbiamo una nostra finestra. Ok, siamo lontani dal Sei Nazioni maschile e quindi abbiamo una nostra visibilità. Magari anche per loro è importante questa cosa, però ampliare questa cosa dell'individuale al collettivo vuole partecipare, vuole andare, noi lo aiuteremo. Non lo sapevo. Ne parlerò anche con Dino Ponchio per capire perché questo ragazzo che chiede questo e perché, sa cosa ha detto anche il sindaco? Perché non mi premiano mai? Che si è rivolto al comune di Padova. Pensate l'importanza di un premio per questi ragazzi, per questi atleti. Si è rivolto proprio al comune di Padova e ha detto: ma perché non mi premiate? Ho portato a casa le battaglie. Sapete l'importanza di un premio? Poi io dico delle volte al sindaco: ma guarda chi premiano, questo cosa ha fatto per meritare il premio? C'è anche qua, anche voi, quando parlo in generale, sindaco, non parlo di lei, io poi quando cercate di dare questi premi, valutare veramente il peso del premio a chi va dato. Cosa vorrebbe dire se lei, se fosse qua Mario Bertolaso che dice: io vorrei anche un premio? Ma io porto la testimonianza di una nostra atleta diversamente abile che ha vinto parecchie medaglie nel nuoto, e quando io sono venuto a sapere è di Villorba, l'ho chiamata e l'ho premiata in municipio. Quindi vuol dire... Mario, bisogna che cambi città, forse resta a Villorba, che così il sindaco ti premia. Perché delle volte bisogna anche capire la sensibilità di ognuno, come che dice Sara, ognuno ha la propria sensibilità, perché questa medaglia per lui vuol dire essere arrivati, vuol dire essere riusciti. In realtà noi sportivi non arriviamo mai, abbiamo per lui la medaglia è un arrivo, che corona il sacrificio, l'impegno, la dedizione, la passione. Certo. Ecco, cosa sentiamo, cosa dice Roberta Ruga a Mario, che sicuramente, come dico, ci sta ascoltando, per riuscire a far capire l'importanza di queste figure che possono essere di esempio ad altre. Prego. Beh, sicuramente che tutto il percorso fatto è fondamentale, tutto l'impegno e tutto quello che è stato poi il prezzo, no? dell'impegnarsi riporterà sicuramente nel tempo risultati, sia che si vinca sia che si perda, perché quello che sostengo sempre io appunto nella mia vita è che la vita è un'altalena, no? Quindi ci sono battaglie e poi dopo ci sono dei premi, quindi quello che mi sento di dire è che non si cade realmente mai, al di là di tutto. Allora, visto che è piaciuto il video di Sara, andiamo a vedere anche questo video rugby femminile. Sara Barattini.
Allora Sara, intanto complimenti, ma soprattutto la difficoltà, volevo anche parlarne con te, anche dei sport minori, di avere una visibilità, di avere la possibilità di avere delle strutture. Non tutti hanno la fortuna di essere a Villorba, dove veramente il sindaco ha aperto questi spazi meravigliosi, anche molto ampi, a tante attività sportive. Perché si fa così proprio una grande fatica a capire invece dell'importanza dello sport nella disciplina, nell'educazione, nelle regole? Prego. Non lo so perché si faccia così fatica. Io pratico sport dall'età di 5 anni e ho fatto ginnastica artistica, atletica e poi adesso finirò con il rugby, ma penso che sia anche una cosa dei miei genitori che ci hanno, non dico obbligato, però quasi a far sport, e penso che sia una cosa proprio a livello educativo. Sindaco? Innanzitutto ci vogliono le strutture. E quando non tutti hanno la fortuna di averle. E quando un'amministrazione investe in strutture, poi tutto il resto, secondo me, viene da sé. E appunto la sensibilità di un'amministrazione a investire in strutture sportive, ecco, noi stiamo investendo circa dai 600-700 mila euro all'anno per lo sport. Io ho alcuni dati, se vuoi, certo. li leggo giusto per rendere... No, sono importanti. Quindi, e sto parlando del comune di Villorba, 32 impianti sportivi presenti. 32? 32. 15 di proprietà comunale, 3 di proprietà della provincia, abbiamo fatto appunto la convenzione, e 14 di proprietà privata. Mi soffermo sulla proprietà privata, che comunque il comune sostiene, perché alla fine è il beneficio per i nostri ragazzi. 11.603 ore di utilizzo degli impianti all'anno, 443.284 presenze negli atleti negli impianti sportivi anno 2024, 28 titoli italiani, di cui 22 individuali, 6 a squadre, under 14, under 16, under 18, quindi settore giovanile. Se un'amministrazione, e Villorba lo fa da anni, investe su strutture e su sport, vuol dire investire sul futuro. Sindaco, ma questa è una sensibilità che lei ha sempre avuto, è anni che amministra. Poi alla fine però tu sei ripagato, perché avete visto, vedi la felicità, vedi veramente anche un certo equilibrio anche nella comunità di questi ragazzi, perché come ripeto prima lo sport è disciplina, ci sono orari, c'è sacrificio, devi andare a scuola ma devi allenarti, devi lavorare ma devi allenarti, però se hai questa passione che arriva un po' alla volta, non è che arrivi all'improvviso tutta, devi coltivarla, sono come le piantine, no? Che se nascono storte devi mettere il bastoncino, però devi anche annaffiarle, e lei lo sta facendo col supporto economico, se no come fanno a resistere? Ecco, quanto è importante per lei è lasciare anche questi messaggi, far capire che il sindaco c'è, che l'amministrazione c'è, che gli spazi ci sono, ecco, avvicinatevi, perché questo è il messaggio che voglio dare. Ragazzi, avvicinatevi a capire anche cosa c'è nel vostro territorio. Noi facciamo tutti gli anni, verso settembre, una festa dello sport, dove apriamo tutti gli impianti e invitiamo tutte le associazioni del territorio a far provare ai ragazzi delle elementari, ai bambini delle elementari, tutti gli sport. Quindi negli impianti sportivi dove appunto milita il rugby vengono allestiti 25 postazioni, di cui i bambini delle elementari ogni 10 minuti provano un sport diverso. E da lì, prima di uscire, prima di andare a casa, compilano un questionario. Quale sport ti è piaciuto di più? Noi da lì siamo partiti e da lì abbiamo capito cosa vogliono i nostri ragazzi e da lì noi investiamo. E adesso siamo curiosi, cosa preferiscono i ragazzi? Vediamo cosa ha letto. L'anno scorso è uscito questo, atletica leggera al primo posto. Avete capito? E noi nel 2026 faremo la pista d'atletica nuova, perché le iscrizioni sono aumentate. Rugby e tiro con l'arco. E calcio? Quarto. Allora, sono contenta, sindaco, perché veramente sembra che solo il calcio ci sia in questo territorio. Avete sentito cosa ha detto il sindaco? Perché se noi ascoltiamo questi ragazzi, sono loro che devono compilare il foglietto e dire cosa ti è piaciuto di più, cosa vuoi provare di più. Pensate, al primo posto l'atletica leggera, ma bellissimo, e grazie di averlo detto. Sai invece, e lo dico a Roberta Ruga, io invece ho fatto un altro test
ai ragazzi e agli studenti che ho in trasmissione, e non si conoscevano tra di loro. L'ho fatto in varie puntate, in diverse trasmissioni. Ho chiesto le 3 cose più importanti per voi cosa sono. Li ho lasciati riflettere un attimo. Indovini cosa hanno messo al primo posto, Roberta Ruga? Vediamo se indovina. Non credo il volontariato. Secondo lei cosa hanno messo al primo posto? Credo possa essere la rete sociale. Sentiamo Sara, secondo te cosa hanno messo al primo posto? Non lo so, divertimento, può essere. Sindaco? Sport. Allora ve lo dico, tutti è una roba incredibile, infatti non credevo neanche i professori. Famiglia, scuola e amicizia. Pensate, io avevo dei professori, sono rimasti allibiti, ha detto non avremmo mai immaginato, pensavamo delle... Poi l'ho fatto, ripeto, non lo stesso giorno, la stessa mattina, e tutti quanti le stesse cose. Famiglia, primo posto, fondamentale. Scuola, amicizia, terzo posto. Vedete come dice il sindaco Soligo, che se forse li ascoltiamo, ecco, gli chiediamo cos'è per te importante, forse riusciamo anche ad avvicinarli di più. Cosa dice Roberto? Siamo noi che dobbiamo andarli a prendere, non solo nelle scuole, ma portarli anche dove c'è il mondo del volontariato, che è una risorsa per la comunità, ma non li abbiamo, non ci sono tante lezioncine in classe, ma alla fine se il risultato è questo, compresi gli alpini dicono non li abbiamo, i giovani cominciano a preoccuparci. Forse dobbiamo unire più le forze anche con questo villaggio solidale, capire come intercettarli. Prego Roberta. Io dico che si debbano creare, come dicevo prima, proprio i punti di contatto. Il giovane di per sé, a meno che non sia educato al volontariato, ma difficilmente trova spazi per poterlo praticare, spesso neanche conosce come poter aiutare. Quindi dalla nostra esperienza, ad esempio, sono i giovani over 20, over 25 che si avvicinano di più al nostro mondo. La fascia insomma di ragazzi e giovani adulti invece non riesce a trovarci e non riesce a capire come aiutarci. Ma la volontà io sono sicura che c'è, perché io sono molto fiduciosa del valore dei giovani, e anche la risposta, quindi la scala di priorità da loro data, restituisce a me una buona speranza, ecco, nascendo fiduciosa sul fatto che i giovani siano una risorsa per tutti, anche per il mondo del volontariato. E ancora un'altra ospite che ho avuto della LAIL, dove ha detto: sa Mirella che sono venuti nella nostra sede 20 ragazzi a conoscerci. Lo sa che sono diventati tutti volontari? Capite invece l'importanza di fargli toccare con mano quella che è la realtà? Questi ragazzi che non sarebbero riusciti a contattarli, Sara, se solo fossero andati nella scuola, ma sono andati a vedere cos'è questa Associazione Italiana Leucemia, hanno capito la sofferenza, l'importanza del dono, di donare. Prego Sara. No, l'importante è la conoscenza, la comunicazione, no? E ovviamente se tu fai conoscere ai giovani le diverse realtà, qualcuno si ferma e dà sicuramente una mano. Allora dovremmo fare questo, sindaco, portarli nelle realtà che abbiamo la fortuna di avere? Ma sì, aprire le porte è sempre una buona cosa. E io faccio un piccolo esempio che mi tocca da vicino. Io sono donatore dell'Avis da quando ho 18 anni, perché mio papà era donatore dell'Avis. E quindi la famiglia è molto importante per creare e passare questi messaggi. Mio fratello è donatore dell'Avis. E quindi donare cosa vuol dire? Preoccuparsi per il prossimo. Ma però se io non ho la fortuna di avere una famiglia che mi parla, ecco, che trasmette i valori anche della donazione, lo deve fare qualcun altro. La scuola non è che veramente riesca a fare sempre tutto, diciamo così, ma forse è proprio il mondo del volontariato che è troppo diviso, che non riesce ad arrivare a destinazione. Roberta, cosa dice? Io dico che sicuramente fondamentali sono la famiglia, la socializzazione primaria e secondaria, quindi avere spazi per i giovani per condividere valori sani.
Quindi il mondo del volontariato può entrare a far parte di questa rete, però trovo difficile che possa riuscire a farlo nelle primissime fasce d'età, quindi è da recuperare un po' quel vuoto valoriale a cui purtroppo stiamo assistendo, creando, credo, spazi proprio di condivisione fin dalla giovane età. Questo è come la vedo io. Il volontariato può andare a colmare, ma la primissima fase, quindi appunto l'infanzia e l'adolescenza, richiedono un supporto della scuola e anche campagne di sensibilizzazione all'interno della scuola che possono essere fatte sì dal mondo del volontariato. Adesso andiamo a vedere anche un'altra cosa che volevo parlarne anche con il sindaco, cosa ne pensa delle zone rosse che stanno cercando veramente di mettere all'interno delle città anche importanti. Andiamo a vedere il primo bilancio di questa zona rossa a Treviso, poi lo commentiamo col sindaco Soligo. Via Roma, il quadrante è considerato maggiormente a rischio di Treviso, dove è stata istituita la zona rossa. Primo giorno di controlli a tappeto da parte della Polizia di Stato, con l'ausilio degli equipaggi del reparto prevenzione crimine. Oltre 100 le persone che sono state fermate e identificate, una quarantina le auto controllate. Ispezionati anche 3 esercizi pubblici. In questa giornata non si è verificato nessun episodio di rilievo, né è stato necessario adottare provvedimenti di allontanamento da quel quadrante cittadino. Si tratta di una sperimentazione che durerà 40 giorni. 1 chilometro quadrato di area intorno a Via Roma, zona stazione e quartieri limitrofi, dove negli ultimi tempi si sono registrati episodi di violenza. In più occasioni i residenti e commercianti avevano chiesto alle istituzioni un intervento sul fronte sicurezza. Sulla zona rossa i cittadini rimangono divisi. La preoccupazione è che il problema, dicono, possa spostarsi in un'altra area della città. Sicuramente aiuta a preservare la città e quindi la possibilità anche per i turisti, come siamo noi, di venire a visitare le zone in tranquillità, senza necessità di dover stare sempre attenti a guardarci intorno. Quindi sicuramente una città più a grandezza d'uomo, ecco. Poi questo non deve diventare però al contrario un limite eccessivo. La zona rossa potrebbe essere un qualcosa di utile, però non si risolve il problema, sicuramente lo si sposta, perché questi personaggi poi si sposteranno in un'altra zona e faranno i loro comodi ugualmente. Insomma, una prima giornata con un riscontro positivo, ma l'attenzione ovviamente rimane alta. Allora, Sindaco Soligo, come commenta queste decisioni che ha preso il prefetto? Ha detto guardate che non è semplice, non è che si possa fare le zone rosse dappertutto, hanno anche spiegato proprio le regole della zona rossa. Lei cosa ne pensa, Sindaco? Ma io rispetto e sono d'accordo sulla decisione che è stata presa dal prefetto per mandare un segnale, ma soprattutto per far vedere che le forze dell'ordine ci sono. Bisogna iniziare, e parlo per tutti noi amministratori, a lavorare sulle famiglie, perché questi giovani che si lasciano andare a atti di violenza, sappiamo ben tutti che c'è un problema di cultura e educazione, quindi bisogna iniziare, magari lo stiamo già facendo con altri colleghi, a lavorare sulle famiglie. Il problema sicuramente si sposterà, ma dobbiamo cercare di prevenirlo con tutte le azioni possibili, immaginabili di educazione e cultura che possiamo mettere in campo. Sentiamo anche Sara Barattin cosa vuol dire per voi, anche atlete, quando uscite da queste palestre, da questi campi, la sicurezza. Cos'è la sicurezza per voi che veramente delle volte uscite a ore strane? Percepite un'insicurezza oppure siete abbastanza sicuri? Perché io dico sempre che io personalmente vivo in una città sicura, l'ho detto sempre, continuo a dirlo. Se sento che qualcuno dice che non è vero, dico forse questo non gira o gira molto poco. Che poi dobbiamo tenere le antenne alte, stare molto attenti, è un altro discorso. Parla una che è stata più volte rapinata e anche hanno cercato di scipparla, ma le antenne erano sempre molto alte, però ne ho affrontato 7 su un colpo solo e mi è andata anche bene, diciamo, e tutti i ragazzini. Però non ho mai percepito l'insicurezza come donna, come figura femminile. Io giro
a tutte le ore non è l'orario che è la sicurezza, è come ti poni tu di fronte a qualcosa che magari riesci a vedere o a non vedere e ti devi un po' premunire. Cosa dici, Sara? Io sinceramente non ho mai provato questa cosa, per cui non lo so. Noi ovviamente sì, usciamo ad ore tarde alla sera, ho miei compagni di squadra che prendono il treno tardi per tornare a casa e io per esempio l'accompagno sempre fino al binario, fin quando non vedo il treno salire sul treno non l'abbandono, ma vorrei dire a questi ragazzi di fare sport in realtà. Brava. Perché hanno bisogno probabilmente di una valvola di sfogo. Rabbia. E in qualsiasi sport non va bene. Per cui fate sport, ecco. Perché io non vedo cattiveria, vedo molta rabbia, questa rabbia che se non è, ecco, diciamo un po' controllata, ecco, fatta uscire nella maniera giusta, lo sport lo può fare, certo. Ecco, non riusciamo veramente a capire e poi perché non si probabilmente capisce. Insieme si sentono forti, si sentono invincibili e quindi infatti non è mai una persona, sono sempre un gruppetto di ragazzini che fanno queste cose, per cui veramente devono sfogarsi e secondo me con la pratica sportiva può essere un aiuto, insomma. Lo sai che ho parlato con dei referenti molto importanti a livello legale, e mi hanno detto che non si può obbligare un ragazzo a fare sport minore se non vuole. Capisce che, allora io gli ho detto scusi, però lo obbligate a dare la borsa della spesa, lo obbligate a portare a passeggio l'anziano che poi trovi il diversamente giovane da una parte e loro da un'altra col telefonino. Capisce? E chiedo anche a Roberta che c'è molta strada da fare assieme, a metterci attorno un tavolo e vedere come riuscire a fermare, perché questi pochi stanno impaurendo quei tanti che non hanno più voglia di uscire, è là il problema. Ecco, per la paura di trovarseli di fronte, per la paura che capiti anche a me quello che è capitato al mio amico. Anche il mondo del volontariato potrebbe aiutare, ecco, questi sindaci, ecco, anche l'ospedale. Io dico sempre, ma perché non gli facciamo fare dei bei giri in ospedale al mattino dove c'è il mondo del volontariato? Ecco, vogliono emozioni forti, e nell'ospedale ne vedono tantissime, gliele facciamo provare. E più di qualche luminare mi ha detto sì, dobbiamo aprire anche gli ospedali, fargli arrivare dentro, fargli vedere cosa c'è, perché un conto è il profumo della strada, un conto è il profumo dell'ospedale, che è tutta un'altra cosa, visto che parliamo anche di sanità. Queste grandi sale che ci sono, apriamole alle scuole, a questi ragazzi, al volontariato, alle comunità. Prego Roberta. Io intanto credo che tutti gli investimenti in sicurezza siano sicuramente investimenti giusti. Mi ricollego solo per un attimo all'istituzione della zona rossa e credo che anziani, donne, un po' tutti noi almeno una volta nella vita abbiamo dovuto assistere, abbiamo vissuto sicuramente una situazione di insicurezza, quindi credo che sia legato non tanto alla sicurezza di una città quanto più ad una percezione condivisa e a volte anche influenzata purtroppo dai mass media. Detto questo, il volontariato ha comunque, come dicevi appunto Mirella, ha un ruolo importante nel far uscire, nell'aiutare a non creare dei traumi intorno a quello che si può essere vissuto, come appunto truffe, ma anche banalmente la malattia, che è un trauma di per sé, lo vediamo dalla nostra esperienza con i malati di tumore. Quindi far uscire, creare occasioni di socializzazione per giovani, ma anche per anziani che hanno una sete, una necessità di creare rapporti e anche di darsi da fare proprio nell'effettivo facendo attività pratiche. Ecco, quindi noi nel nostro caso arte terapia e altre pet terapie e altre attività di questo genere. Perché quindi Roberta, fagli fare un bel giro in pediatria oncologica, in ematologia, dove ci sono questi bambini, questi ragazzi. Io ho avuto la fortuna di averne uno in trasmissione
che ha detto: la più bella cosa che io vi chiedo è venite a trovarci quando siamo negli ospedali, perché loro hanno bisogno di questo contatto giovane, loro devono stare con i loro coetanei, e lui ha fatto proprio questo appello. Ecco, io sono qui questa mattina, ma posso anche fra poco essere ricoverato, perciò chiedo che venite a trovarmi, ecco, mi farebbe molto piacere conoscere. Capisce che possiamo fare tanto per aiutare le solitudini che sono a 360 gradi, Sindaco? Si può fare tutto, l'importante è che la burocrazia ce lo lasci fare. Esatto, bravo. E beh, qua sta la politica però. Certo, se la burocrazia ce lo permette, credo che certi esempi di vita, alcune azioni che sono state fatte da certi ragazzi vivaci, molto probabilmente ci pensano 2 volte. L'importante è che ci sia l'appoggio appunto della burocrazia e si possa obbligare questi ragazzi a fare non solo i lavori socialmente utili, ma andare un po' oltre per vedere veramente la realtà di chi sta male. Allora sentiamo, ormai il tempo è terminato, come che ci saluta Sara Barattin. Con quale messaggio, Sara? Cosa vuoi dire? Con quale messaggio ci lasci? E niente, avvicinatevi il più possibile al mondo sportivo, che sicuramente vi darà una mano a superare tutte le difficoltà e una gioia interiore che veramente vi farà solo del bene. Allora adesso andiamo a vedere invece le foto che ha mandato Roberta Ruga, vediamo le foto e come ci saluta Roberta Ruga. Eccole qua, prego Roberta. Allora, l'invito che io faccio è un invito rivolto ai giovani, oltre che ad avvicinarsi al mondo del volontariato, anche di avvicinarsi alla prevenzione sanitaria, la prevenzione appunto oncologica, ginecologica, dermatologica, insomma di stare attenti ai controlli, agli screening, di monitorare la propria salute, ecco, e di prendersi cura di se stessi. Quindi questo che è l'invito che rivolgo a giovani, non giovani, insomma tutti quanti, di fare attenzione, prendersi cura di se stessi, ecco. Grazie, grazie Roberta Ruga, Anvolt Associazione. Sentiamo come ci saluta il sindaco Francesco Soligo, sindaco di Villorba. Con quale messaggio ci lascia? Ma io mi aggancio sia al messaggio della dottoressa Ruga e a quella di Sara, ma soprattutto un messaggio ai giovani: la vita è una, non sprechiamola a fare stupidate, piuttosto sprecate il vostro tempo ad aiutare chi veramente ha bisogno, che avrete più soddisfazione. Grazie, grazie ai miei ospiti. Pubblicità. Un'altra ospite graditissima è Margherita Grigolato, coordinatrice politiche inclusive CGIL Veneto. Grazie Margherita Grigolato di essere qui. Grazie. Parleremo di tante cose, ma soprattutto parleremo proprio di queste politiche inclusive, che se non si riesce a capire dove andiamo a parare, ci sono, non ci sono, chi proteggono, le fragilità, i posti di lavoro che si fa fatica. Io prima parlavo con Margherita Grigolato di queste persone diversamente agili, come li chiamano io, che non riescono a inserirsi, portano il curriculum, ma a fine là, grandi abbracci, pacchi sulle spalle, ma ciao lavoro. Perché si ha così paura delle fragilità, di includere nel lavoro queste persone che poi invece quando lavorano danno il meglio di se stessi e lo fanno anche con molta serietà, Margherita? Allora, esiste una legge, che è la legge 68, per cui le aziende che superano i 15 dipendenti devono ogni tot di dipendenti avere un dipendente, diciamo, che è, come hai detto tu? Diversamente agile o fragile, giusto. Io richiamo perché si muovono in maniera diversa. È vero questo. Io ho una cara amica che è sorda di un orecchio, quindi funziona benissimo tutto il resto, e le offrono servizi di telefonia. Tu capisci che... ecco. Allora, al di là perché ci sono delle aziende che non comprendono e poi hanno paura che eventualmente questi lavoratori fragili o lavoratrici fragili in qualche modo rallentino la produzione, o c'è sempre una sorta di pregiudizio nei confronti di quelli che tu pensi non siano normali. Ma cos'è la normalità?
mi insegni che né io né tu possiamo essere normali, cioè chi determina che una persona è normale? Infatti abbiamo gli occhiali. Esattamente, anche noi siamo un po' fragili in questo senso e quindi magari anche a una catena di montaggio o a un lavoro estremamente preciso, anche per noi sarebbe un problema. Quindi è vero che c'è questa discriminazione. La legge 68 aiuta, ma non aiuta sempre, non aiuta dappertutto perché ci sono le aziende che hanno paura. Se tu colleghi anche la faccenda che ci sono sempre più contratti a tempo determinato, fa fatica anche un lavoratore fragile a poter immaginare di avere una vita, di immaginare appunto una propria vita se ha tutti contratti che poi si interrompono. E come lui o come lei, anche le donne e anche i giovani nel mondo del lavoro. Col precariato, quando il governo della Premier Meloni dice di aver aumentato i posti di lavoro, dice una mezza verità o una mezza bugia. In effetti sono aumentate le ore che le persone lavorano, ma non i posti di lavoro, o meglio, se io considero che un posto di lavoro è valido per un'ora lavorata alla settimana, tu capisci che c'è un imbroglio sotto, no? Cioè io aumento perché più persone fanno contratti da pochissime ore, ma non hanno un posto di lavoro definito. Quindi devono saltabeccare, come abbiamo detto già anche altre volte, da un posto di lavoro all'altro per poter tentare di portare a casa la pagnotta. Un'altra cosa, Margherita Grigolato, che volevo capire è che io, avendo un banco solidale, hai la temperatura di quello che sta succedendo e con 2 stipendi non riescono più ad arrivare alla fine del mese. Questo è vero. Però è anche vero che noi vediamo che quando la politica dà degli aumenti anche alle pensioni, vediamo che il pensionato che prende 500 euro gli aumentano 5 euro, quello che prende 5.000 euro ne prende 500. Non sarebbe il caso anche come sindacato di vedere a chi aumentare e a chi non aumentare? Ma perché dobbiamo aumentare a tutti se stanno già bene, anziché di aiutare quelli che non ce la fanno? Ma come fai? Come fanno questi diversamente giovani, come li chiamo io, a sopravvivere con pensione da fame perché hanno lavorato veramente come macchine infernali? Qualcuno non gli ha messo neppure i contributi, non è che loro non se li sono versati come qualcuno pensa. Uno va in pensione con i contributi che ha versato o che gli hanno versato. In effetti qualcuno ha dei buchi notevoli, eccetera. Sì, è vero, tanto è vero che come sindacato abbiamo chiesto più e più volte che le pensioni minime vengano equiparate, cioè vengano aggiornate, ma non con i 5 euro. La politica, d'altro canto però ti rispondono che è una questione di percentuali e che quindi non si può aumentare d'amblè i 100 euro perché c'è l'INPS che ci rimetterebbe, ok? La cosa anche grave e altra è il fatto che quando hanno cambiato gli scaglioni per quanto riguarda la tassazione, le persone che sono andate in pensione e che sono borderline tra un capitolo e l'altro si sono viste decurtate, mi ha raccontato un'amica, di 50 euro al mese la pensione. Non c'è stato l'aumento, come dici tu, che è ovviamente elevato per quanto riguarda quelli che hanno una pensione di 5.000 euro. Quindi il fatto di aver in qualche modo, dice il governo, aiutato con scaglioni di tassazione diciamo meno e quindi per tentare di favorire, ha invece penalizzato una fascia di pensionate, dico io, che gravitavano attorno alla fascia di confine, diciamo. Succede sempre così? Però bisognerebbe pensarci.
Però Margherita, io vedo ad esempio al Banco Alimentare che io per dare la borsa della spesa, se voglio essere corretta come lo siamo nei banchi, negli empori solidali, se l'ISEE supera una certa cifra non posso dare la borsa. Allora se tu hai una pensione, uno stipendio che supera una certa cifra, io non ti do l'aumento. Ma perché devo darti un aumento che stai già bene? Ma perché si devono colpire sempre le fragilità, quelle che non hanno voce, quelle che non possono ribellarsi, quelli che veramente non hanno santi in paradiso? Livio da Padova, poi sentiamo Margherita. Vai Livio. Hai detto parole sante, cara mia, oggi tu. Parole sante veramente, perché ci dovrebbe veramente fare un po' di... non so come dire, ma mettere a posto queste cose che è impossibile andare avanti così. Io sono un pensionato, ho sempre lavorato tanto nella mia vita e sono in pensione, ma io vedo che purtroppo la mia pensione è dura andare avanti, sono sincero, non dico quando perdo, però è dura andare avanti. Mentre i nostri politici hanno una pensione mostruosa, oppure uno stipendio mostruoso. Perché queste cose qui? Perché ci sono questi dislivelli così grandi? Quello che dico io. E darsi una svegliata, porca la miseria. È impossibile andare avanti così. I nostri politici hanno un sacco di soldi al mese e io vado avanti per miracolo fine mese. Io e tanti altri come me. È mai possibile queste cose? Cara mia signora, lei di queste cose deve parlare di più spesso per televisione. Grazie e mi sia tanto bene. Buona giornata. Grazie caro Livio, io dico quello che penso, quello che sento, ecco, toccando con mano tutti i giorni queste realtà, capite bene che ho anche voce in capitolo e mi confronto con gli addetti ai lavori che sono i sindacati. Prego. Se posso, c'è la notizia dell'altro giorno che viene da fonti ufficiali, per cui si capisce che il 60% degli italiani non paga le tasse, o perché ha appunto una pensione o uno stipendio basso, quindi sotto gli 8.000 euro, quindi non è capiente e quindi non paga le tasse, o perché è in condizioni, o perché dichiara poco. Quindi tutto il resto viene gravato sulle spalle di quel 40% di cui paga una certa tassazione, cioè superiore a quello che può costare la propria sanità, chiamiamola così, solo il 27%. Mi pare un po' poco, no? Il 27% dei cittadini che paga per tutto il resto. Allora, i parlamentari sono pochi, prendono un sacco di soldi, versano un sacco di contributi e avranno delle pensioni ovviamente a seguire, ma quello non influisce perché è una cosa piccola. Altro è chiedere al governo di aumentare le pensioni e di fare in maniera che i contratti di lavoro vengano stipulati, vengano sottoscritti e rinnovati con più aumenti, perché il problema è stato che da quando c'è stato l'aumento energetico folle di 2 anni fa, quando l'energia e il gas sono partiti per la tangente, le aziende hanno dovuto aumentare i prezzi, no? Ci fai riferimento, faccio un esempio, no? Quelli che le aziende energivore si dicono così, no? Quelli che hanno bisogno di molto, improvvisamente hanno dovuto aumentare il proprio prodotto del 20-30%. Di conseguenza tutti si sono adeguati e tu, che invece non hai uno stipendio che sia allineato a quello, perché ricordo che l'Italia è l'ultimo paese in Europa che non è ultimo in Europa per aumenti degli stipendi, ma perché l'inflazione è corsa così tanto che anche aumentando gli stipendi non si riusciva a stargli dietro. Cioè se tu aumenti improvvisamente dell'11% l'inflazione, non è automatico che i contratti si rinnovino alla stessa maniera, e ricordo che i contratti si rinnovano con le aziende, con i rappresentanti delle aziende di lavoro, non col governo, è chiaro? È vero Margherita, però è anche vero che c'è anche la parola speculazione. Certamente. Che veramente non c'è trasparenza in quello che succede, perché ci sono questi grandi speculatori che veramente schiacciano un bottone e diventano straricchi nel silenzio totale di chi dovrebbe intervenire, che dovrebbe veramente salvare questo popolo
perché siamo anche brava gente, da nord a sud, certo. da est a ovest, che si comporta anche bene, sono quelli più penalizzati. Sì, certo. Io dico tutte le mattine, il mondo del volontariato, dopo quello che ha fatto e quello che fa, che supporta tutti quanti gli amministratori, deve girare col commercialista e pagare. È una vergogna della politica, ma è una vergogna veramente grande. Ma soprattutto capire quale messaggio hanno questi giovani che non riescono a trovare la propria dignità, il proprio percorso dopo tanti anni di studi, e cercare anche di trovare delle vie. E dove sono queste vie traverse? All'estero. Li stiamo perdendo, certo. Già ne abbiamo pochi. Madonna. Ci manca solo che perdiamo anche questi. Li formiamo bene perché abbiamo delle università che sono ottime, ma soprattutto per lo Stato ogni studente che va all'estero è una perdita incredibile in termini economici, perché se io Stato che pago le scuole, che pago la formazione, ci metto, non mi ricordo se sono 200.000 euro, no, per ogni studente dall'inizio della scuola, e questo va all'estero, io non ho un ritorno di quello. Ma d'altro canto in Italia c'è anche la questione della precarietà di cui si parlava prima e che sarà uno degli oggetti dei 5 referendum dell'8 e 9 giugno. I tempi determinati, è vero, qualcuno dice ma i giovani che vanno nel mondo del lavoro devono fare la gavetta, no? Si dice così, l'abbiamo fatta tutti, no? La gavetta tocca anche a loro. Sì, ho capito, la gavetta è gavetta, ma il precariato è un'altra roba. Perché un'azienda che vuole provare la persona fa bene, ha ragione, 3 mesi, 6 mesi, ma poi se ti va bene lo stabilizzi, non gli dai, continui a fare contratti e 2 mesi, e 3 mesi, e 1 anno, e dopo lo lasci a casa e poi forse lo riprendi. Perché allora non vuol dire che volevi stabilizzazione, vuol dire che volevi una persona che lavorava, punto e basta, e poi quando non ti serve più, arrivederci. Però è anche vero che dobbiamo puntare più sulla formazione, perché io sento tanti imprenditori che dicono sì, un bel titolo di studio ma manca la manualità, non hanno la manualità, e allora cosa si può fare? Perché non è vero che questi ragazzi non vogliono essere intrigati, è che qualcuno li deve accompagnare oltre alla didattica anche la manualità. Allora, e la formazione dovrebbe fare questo. Però c'è questa dicotomia, c'è questa distanza tra ciò che viene insegnato a scuola e invece la velocità con cui le aziende vanno verso il futuro, diciamo, progrediscono. Per cui alcune come posso dire, materie non sono così adeguate, nonostante il lavoro dei professori, a rispondere a tutta la tecnologia che c'è in atto adesso nelle aziende. Allora, oppure hanno studiato, chi esce per esempio da ingegneria, quella che si occupa di internet, escono e ovviamente sanno un sacco di cose sull'intelligenza artificiale e potrebbero aiutare, e invece ci sono aziende che non ne sanno niente e che faticano a capire che questo potrebbe essere uno dei volani per il futuro. Quindi è quello che dici tu insieme a quello che dico io. Poi mancano tutta una serie di lavoratori che fanno i turni, che fanno i carpentieri, che fanno i cosiddetti operai specializzati. Non ci sono, spesso e volentieri sono migranti, perché sono gli unici che accettano, insomma gli unici, quelli che più facilmente, diciamo, accettano turni di lavoro piuttosto pesanti negli altiforni piuttosto che in aziende metalmeccaniche consistenti. Perché è vero che ed è giusto, noi abbiamo detto e insegnato a tutti che vale la qualità della vita, cioè io voglio vivere bene, voglio stare bene, lavorare. Come dicono i giovani. Brava, io voglio lavorare, cioè vivere e lavorare, non lavorare per vivere. Celestina da Cavarzere, poi continuiamo. Ciao Celestina. Ciao Mirella, buongiorno signora. Buongiorno. Senta, ho lavorato a Mirella 8 anni. E dopo sono stata a casa per curarmi i miei figli che erano disabili e sono andata dappertutto e non mi dà niente perché con quella di mio marito si può vivere in 2.
Se è giusto così. La reversibilità dici? No. Cioè, mio marito tira la pensione, che ha lavorato, mica ho lavorato 8 anni e dopo sono sta a casa perché a prima mi era morta, e il secondo gli era disabile e a terza anche. E sì che mi ho sempre rancurato perché voleva che mi mettesse via, mi ho detto di no, mi ho sempre rancurato fino a fine. E non mi dà niente, non mi dà. Perché mi ha risposto con la pensione del mio marito, neanche a calciare 10.000 euro, ma se puoi vivere più che bene. E allora non hai la reversibilità, no. Fortunatamente non sei ancora vedova, e questa pensione che tu dici si ha una pensione ma non è che prenda chissà cosa, e noi dobbiamo vivere con quello. Ma chi è che stabilisce? Ma è per quello, ecco, ma è per quello che noi, veramente è bella sta telefonata. Ma è per quello che il sindacato, che noi della CGIL diciamo che sarebbe da ragionare anche sul fatto che se una donna decide di stare a casa per in N motivi, esempio questo della signora, dovrebbe essere riconosciuti dei versamenti contributivi da parte dello Stato affinché quando arriva all'età pensionabile possa avere almeno una piccola pensione, perché quel lavoro di cura non è solo per la sua famiglia, ma è all'interno della collettività. Ha fatto un risparmio. Esattamente. Ha fatto risparmiare la sanità. Esattamente. Perciò tu hai fatto risparmiare la sanità e il sociale. E il sociale, ti ritrovi con un pugno di mosche in mano. Concordo con la signora. Il sindacato cosa potrebbe fare? No, noi abbiamo proposto, l'abbiamo proposto varie volte, ma sembra una cosa, ma ci vogliono un sacco di soldi, E si ferma sempre là. Sì, perché dopo tu allora, se il governo invece di fare politiche dà soldini, 2 euro a te, 2 euro a te, 2 euro a te, quelli sono per accontentare, no? Ma non c'è un ragionamento, un progetto chiaro, e è ovvio che e tassi sempre di meno e prometti a tutta una serie di partite IVA che pagheranno il 15%, mentre io ne pago il 27% delle tasse. Lo Stato ha sempre meno soldi ed è chiaro che dice ma costa tutto, e spinge i cittadini ad andare nella sanità privata, a chiedere aiuto al volontariato, perché lo Stato non ce la fa più economicamente a reggere tutto quanto, capito? Allora ho anche capito che però c'è anche un lavoro nero sommerso che sfortunatamente vieni a conoscere quando succede il morto. Così nell'agricoltura andiamo a vedere questa ripresa morta a Ruspa Quadri. Andiamo a vedere. Continuano le indagini della Procura di Ravenna sulla morte di Elisa Spadavecchia, l'insegnante in pensione di 66 anni, originaria di Molfetta, residente a Creazzo, travolta e uccisa sabato scorso in spiaggia a Pinarella di Cervia da una ruspa in manovra che stava lavorando sull'arenile. Indagato a piede libero con l'accusa di omicidio colposo, l'uomo alla guida del mezzo, anche se ci sono ancora molti aspetti su cui la Procura dovrà far luce anche per accertare eventuali ulteriori responsabilità, in primis se e da chi i lavori fossero autorizzati. La Procura non ha ritenuto necessario disporre l'autopsia sul corpo dell'ex docente di inglese. I funerali saranno celebrati venerdì alle 14:30 alla chiesa di San Marco a Creazzo, e da parte degli ex colleghi del liceo Quadri è già previsto un intervento in ricordo. Quando ho comunicato ai docenti e al personale ATA quello che era successo, ho ricevuto veramente la vicinanza di tantissimi docenti, e quindi io penso di sì, che parteciperemo in massa, ci sarà un ricordo particolare anche da parte nostra. Per tanti anni al Liceo Quadri di Vicenza, tra le professoresse più ben volute da studenti ed ex colleghi. Direi in una sintesi molto amata non solo dal corpo docenti, dai suoi colleghi, dalle sue colleghe, ma anche dagli studenti stessi. L'ex docente stava trascorrendo un periodo di vacanza sulla Riviera Romagnola con un gruppo di amici e il marito, carabiniere in congedo del comando provinciale di Vicenza. E per noi è come perdere un membro della famiglia, anche se un ex docente, ma proprio anche per i rapporti che Elisa
aveva e curava ancora con il dipartimento. Ecco, il dipartimento di inglese mi diceva che stavano preparando anche una festa per i futuri pensionamenti e lei era anche molto attiva e comunque partecipava a tutta una serie di iniziative che il Dipartimento stesso faceva. Ecco, era in pensione ma direi in piena attività da questo punto di vista. In tanti hanno voluto ricordarla, le amiche che si sono firmate compagne di sempre hanno lasciato un loro pensiero. Eri l'amica di tutte, ci mancherai. Allora, intanto un abbraccio a questa famiglia. Avete sentito e visto, il nemico è sempre dietro l'angolo, Certo. Bisogna sempre avere le antenne alte, quello sì, ma soprattutto quello che volevo sentire da Margherita Grigolato, ecco, questo lavoro nero sembrava una volta che ci fosse solo al sud, invece abbiamo sentito che anche ce la caviamo molto bene anche qua al nord, ce la e caviamo soprattutto molto cosa bene. fare per riuscire a far capire che non può funzionare così, non deve. Le aziende devono capire questo, perché, e si collega al quarto quesito referendario sulla sicurezza nel lavoro, vi dico un dato: da gennaio a marzo di quest'anno in Veneto sono morti 21 persone sul lavoro, quindi tipo, cioè, il racconto che ci è stato mostrato, la signora, tra l'altro mia coetanea, è morta per una cosa, per un lavoratore che non si sa, per un lavoro, pardon, che è piovuto dal che era cielo. piovuto dal cielo. Adesso, come diceva prima Mirella, tra di noi, insomma, che il cerino non ce l'ha nessuno, o meglio, ce l'ha la signora che è morta, perché il lavoratore non si sa chi l'aveva mandato lì, eccetera. E appunto ricollego al quarto quesito sulla sicurezza nel lavoro. Allora, se io sono un lavoratore in nero e lavoro e mi faccio male, quell'azienda sicuramente paga. Ma se io sono un lavoratore in appalto di un altro lavoro, quindi di un subappalto, paga solo la mia azienda, che se mi faccio male o se muoio, paga la mia azienda, che spesso è piccola, che non ha tutte le certificazioni sulla sicurezza, d'accordo? E il committente non paga nulla. Invece io committente ho un grande lavoro, faccio un appalto, anche a subappalto, io devo fare verificare assolutamente che l'azienda che sta facendo quel lavoro abbia tutte le caratteristiche di sicurezza, perché altrimenti noi 21 morti in Veneto diventano molti, ma molti di più. Voi sapete che in un anno ci sono circa 550.000 incidenti al lavoro in tutta Italia? Sono tanti, 550.000. I morti sono 1 migliaio circa, perché alcuni ovviamente incidenti mi sono tagliato un dito, ecco, però... Ma perché allora con questi numeri non cerchiamo, perché appunto perché le aziende pensano che la sicurezza sia un costo. Ho capito, però siccome la Spisal dice non abbiamo abbastanza persone da fare i controlli, perché non impieghiamo proprio queste persone, come le chiamo io, diversamente agili, che molte sono preparate, hanno titoli di studio a fare i controlli? Perché allora la polizia municipale non li può fare. Qualcuno dice no, non è vero, li può fare. No. Ecco, sentite, non è vero che li può quelli fare. Delle Spisal devono fare, sono ecco. i tecnici dello Spisal. Ti interrompo per dire che noi del sindacato unitariamente avevamo avuto l'ok da parte del presidente Zaia 2 anni fa all'assunzione di nuovi tecnici dello Spisal, professionisti Spisal, in ordine di 30 per tutto il Veneto, senza considerare, e questa cosa è avvenuta, diciamo, sono stati assunti, perché ora che fai il bando, il concorso, sono stati assunti, nel frattempo gli altri sono andati in pensione, quindi quei 30 sono andati a coprire il buco, non averne di più, capito? Quindi io prometto che ne assumo di più, ma se nel frattempo gli altri vanno in pensione, mi ritrovo con lo stesso numero di prima. Ma allora perché i conti non tornano mai, Margherita? Eppure voi avete le idee chiare su quello che serve, perché siete addetti ai lavori. Perché ci devono ascoltare. Cioè, ci ascolta la regione? Ci ascolta il governo? No, e siamo sempre lì. I soldi dove è necessario spenderli, io dico che bisogna spenderli prioritariamente nelle sanità
e invece nella sanità si tenta di spenderne il meno possibile. Credo che nelle tue trasmissioni più di qualcuno abbia espresso diciamo, il patema del fatto che se vuoi curarti devi andare al privato. Dove ti mandano? Lì. Perché? Perché i medici vengono pagati poco, perché hanno un turnover lavorativo mostruoso, perché hanno i turni lavorativi mentre nella sanità privata non ci sono, eccetera. Samuele da Verona, ciao Samuele. Sì, buongiorno. Buongiorno. Grazie per questo spazio di intervento. Niente, volevo fare un piccolo appunto. La signora prima si era fermata, l'argomento era il lavoro in nero, e la signora si era fermata che sono i datori di lavoro, che purtroppo succede questa cosa del lavoro in nero. Però secondo me bisogna andare un po' più in là col discorso, non è il datore di lavoro, è il governo che con le tasse, città tasse di tasse, noi ovviamente bisogna che paghiamo, e quindi in questo momento se non riusciamo col lavoro in regola è ovvio che andiamo a fare lavoro in nero. E ecco, insomma, tutto qua, questo è quello che ho pensato, insomma. E sento spesso e volentieri questi discorsi qua e ci fermiamo al datore di lavoro, però secondo me non è solo lì, non si ferma solo lì il discorso, è molto più ampio. È molto più ampio, certo. Perché con uno stipendio non ce la faccio, così arrotondo. Guarda, io capisco, ma allora possiamo pensare di pagare meno le tasse, ma se tutti pagano le tasse, se invece io vi dico, non fonte CGIL ma fonte Istat mi pare, che pagano le tasse solo il 40% di quelli che dovrebbero pagare, voi capite che è un problema, no? Cioè non tiri dentro soldi a sufficienza perché tu puoi calare le aliquote di tassazione nel momento in cui sai che hai una platea contributiva che contribuisce, voglio dire, grande. Allora ha senso anche calare le tasse, perché altrimenti lo Stato non regge, non sta in piedi per tutti i soldi che deve spendere, per tutto, dalla sanità allo sociale, alla scuola, a fare le strade, a fare i ponti che magari non servono, ma vabbè, qui entro in una polemica che è mia, va bene? Però Margherita, è da dire che è facile, adesso si colpisce l'ultimo governo, perché adesso c'è una destra che governa, ma non è che neppure la sinistra, eppure ha governato anche la sinistra. Ma io non... No, ma dico sì. io, parlo a voce alta naturalmente, abbia toccato queste fasce che non pagano le tasse. Eppure ci sono nomi e cognomi, c'è una denuncia di redditi che fa capire molte cose. Sì. Perché nessuno vuole colpire? Eppure potremmo fare, l'ho detto anche l'altra mattina, 2 finanziarie, non una, se tutti pagassero le tasse. Però la politica, sia di centrosinistra che di centrodestra, non è mai riuscita a capire l'importanza di farle pagare, perché non si toccano e che si colpisce sempre le fasce deboli, quelle che le buste paga, i pensionati, gli operai, i dipendenti. Ecco, là vai a nastro, non può funzionare così. Ma che lì vai sul sicuro, è ovvio, ma sì, ma noi lo diciamo, l'abbiamo detto a governi, diciamo di sinistra non ce ne sono mai stati, di centro-sinistra sì, l'abbiamo detto sia ai governi di centro-sinistra che a quelli di centrodestra o di destra-destra come adesso. L'abbiamo detto, in alcuni casi ci sono anche venuti incontro, hanno anche capito alcune cose, però vi ricordo che in Italia oltre al sindacato ci sono anche tutta una serie di organizzazioni datoriali o di rappresentanza di altre che pesano e pesano parecchio. Quelli dei consulenti poi non ne parliamo. Allora, anche il messaggio che sta arrivando dalla politica, sappiamo da che parte è schierata la CGIL, ma quello che io dico tutte le mattine, che trovo sconvolgente, è che la politica dica di non andare a votare, di astenersi, indipendentemente dal voto che uno può dare. Esattamente. Ma è mai possibile sentire queste cose con un'astensione al voto che abbiamo, e che anche i politici stessi che adesso dicono di astenersi, di non andare, dicevano l'incontrario quando li toccava personalmente. Allora la gente che è a casa, che non riesce proprio a capire i meccanismi perversi della politica e dei referendum, il sì e il no e sì, perché ne hanno fatto di tutti i colori, bisogna anche stare attenti perché non tutti sono preparati. Certamente. Ecco, a casa cosa possono capire? Abbiamo visto anche le ultime elezioni, avete sentito, hanno vinto tutti. Tutti hanno vinto, nessuno perde anche quando si perde. Ecco, quello che vuoi, il messaggio che vuoi dare, Margherita. Il referendum è: io contribuisco.
In questo caso non voto la persona, ma voto, diciamo, do il voto a una decisione che io posso contribuire a far cambiare. Dicevo prima sulla questione della sicurezza del lavoro. Vogliamo che ci siano meno morti? Vogliamo? Sì, bene. Allora estendiamo la responsabilità, si dice, sociale, la responsabilità anche alla ditta che appalta. In una certa parte ci sono, in altre parti non ci sono. Quindi se succede, ovviamente io spero che ci siano sempre meno incidenti possibili, ma se succede deve essere corresponsabile, cioè deve aiutare a concorrere al risanamento, diciamo, anche l'impresa che appalta, e questa è una. Voglio che sono stato licenziato ingiustamente e non ho l'articolo 18. Attualmente si prevedono alcune mensilità, cioè non vengo più reintegrato nel posto di lavoro, mi danno da 2 a 10 mensilità per tenermi buono. È sufficiente? No, io voglio scegliere se essere reintegrato al lavoro e che il giudice eventualmente decida che quanto perché vale. È un giudice che decide, cioè non è che decida chissà chi, è un giudice che leggendo le carte io decide. ho lavorato nella tua azienda per 35 anni, mi licenzi ingiustamente, non perché non hai più lavoro, perché è successo, no, lì non c'entra, è solo perché abbiamo fatto discussione e tu hai deciso che mi fai fuori, detta così, no? Mi licenzi, io mi appello, se sono stata assunta dopo il 2015 non mi reintegri nel posto di lavoro, magari neanche lo voglio io, ma se io ho lavorato con te, nel caso di piccola azienda ovviamente, 35 anni, perché non devo avere una sorta di indennizzo ma che superi quelle poche mensilità? Perché ho lavorato per te per 35 anni, è vero che tu mi hai dato lo stipendio, ma io faccio parte di quel in più dell'azienda, di quel valore aggiunto dell'azienda. Margherita, siamo Grigolato, siamo così sicuri che questi referendum riescono a raggiungere il quorum, visto appunto la confusione che regna sovrana, perché non c'è solo il centrodestra, no, c'è anche una parte di centrosinistra che non è d'accordo su quello che dice, cioè la gente a casa, penso quelli del centro, a noi diversamente, quelli del penso centro ai nostri diversamente giovani, come abbiamo sentito anche le telefonate di Celestina da Cavazzere, sì, certo, che non sanno, che non conoscono, non sono informati, e viene fuori il solito discorso, mi non vo combatta chi si arrangia. Però dopo io dico non lamentatevi se le cose vanno male. In più, se ho scoperto questo, cioè ho ragionato e scoperto e ragionato questo. Da anni tutti i referendum non raggiungono il quorum, a parte quello dell'acqua. Perché? Perché hanno votato in massa le donne. Ora io ricordo a tutte le donne che votare per le donne è stato un grande passo in avanti, e questo diritto ce l'abbiamo da poco, cioè ce l'abbiamo dal 1948. Qualcuno ha visto, e ancora domani, del film della Cortellesi, dove alla fine di questo film tu vedi che le donne si tolgono il rossetto, no, per andare a votare, perché dovevano chiudere la scheda, e per loro era come se avessero ricevuto una lettera d'amore, andare a votare per la prima volta. Ora cerco di informarmi, si va sul sito della CGIL per quanto mi riguarda, o nel sito di quelli che dicono di no, ma andate a votare. Potete andare e votare anche scheda bianca, potete andare lì e piegare i 5 quesiti e metterli perché non avete capito. Ma andate, cioè è un vostro diritto andare a votare. Cioè, come dice Mirella, mi raccontano cose che non capisco e va bene, ma io lì determino qualcosa, anche dicendo non ho capito signori, e quindi vi consegno la scheda in bianco. Voglio tentare di cambiare qualcosa? Bene, allora voto sì. Non voglio che venga cambiato nulla, voto no. Ma dire alla gente di non andare a votare, e soprattutto che lo facciano ministri e presidenti della regione come Zaia, questo è inconcepibile per me, perché ricordo che in Regione Veneto qualche anno fa c'è stato un referendum voluto da Zaia, dove ha fatto una pubblicità terribile sulla questione dell'autonomia.
Allora, perché lì qualcuno poteva dire non andate a votare? Eppure lui adesso sta dicendo dai suoi social non andare a votare che non serve. Io non so se ha, come dire... Però io ho ricevuto delle telefonate, Margherita, che dicevano, visto che anche che noi abbiamo votato l'autonomia, il referendum era molto chiaro e non abbiamo avuto il risultato, allora io non ci credo più e non vado più a votare. Cosa rispondiamo a queste persone che hanno chiamato? Io non entro in merito alla questione della... ma fai riferimento a quello che dice la Corte Costituzionale? No, alle persone che hanno detto non vado a votare a questo referendum perché ho votato il referendum sull'autonomia e non è passata, non è vero. Ma non è vero, perché non era un referendum sull'autonomia, ma sul fatto che tu vorresti l'autonomia in Veneto, è diverso. Ma se diciamo la legge sull'autonomia non va in porto, non è mica colpa di... cioè non vogliono votare, sbagliano secondo me, perché in questo caso i referendum non afferiscono alla questione dell'autonomia, perché la Corte Costituzionale ce l'ha tolta, ci ha tolto quel quesito, l'ha tolto e quindi non si ragiona rispetto a quello. Si ragiona su 5 però materie importanti che influiscono sulla vita di ognuno di noi. Pensionati diranno, ma a me non mi interessa, ma ci avranno un figlio, un nipote, avranno, che gli spiega? Che gli tocca direttamente perché lavorano, perché sono nel mondo del lavoro, oppure, vi faccio un esempio, sull'ultimo quesito, quello sulla cittadinanza italiana. Ora, ci vogliono 10 anni, non per averla, per fare domanda di cittadinanza italiana. E c'è questo caso che mi ha molto colpito. Una ragazza che è di origini, non so, credo, o dell'est, dice, io sono in Italia da quando avevo 7 anni, parla un italiano perfetto e ovviamente è andata a scuola. Quando io ho compiuto 18 anni, suo padre è riuscito ad avere la cittadinanza italiana e lei no, perché ha superato i 18 anni, quindi da quando lei aveva 18 anni ha potuto fare la domanda, adesso ne ha 23 e non ce l'ha ancora la cittadinanza. Suo padre ce l'ha e le sue sorelle più piccole sì. Quindi in questa famiglia di italiani, diciamo, di secondo arrivo, sono italiani tutti meno lei. Capisci? Ecco, il giro. Allora, non si chiede di cambiare nulla, solo che si chiede che le persone che hanno lavoro o che hanno studiato in Italia, che sanno l'italiano a livello B1, che non hanno nessun tipo di problematica con la giustizia e che hanno una casa, possano fare domanda di cittadinanza dopo 5 anni. Dopo 5 anni tutto questo, se manca uno di questi requisiti si ricomincia di nuovo e non è che dopo 5 anni la cittadinanza ce l'hai dopo altri 3, quindi se è 10 sono almeno 13 o 14 anni, se sono 5 diventano 7 o 8 perché le questure hanno poche persone, perché ora che controllano tutto è molto difficoltoso, cioè l'iter burocratico è lungo. Quindi noi abbiamo un sacco di italiani, abbiamo un sacco di studenti che studiano con noi, con i nostri bambini, che non possono andare in gita con gli altri. Più di così non poteva dire la nostra Margherita Grigolato, coordinatrice politiche inclusive CGIL Veneto. Ognuno faccia le proprie riflessioni, ma la partecipazione è doverosa. Grazie a Margherita Grigolato. Grazie e adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Eccoci ancora con voi, cari amici. Oggi andiamo a preparare una cosa semplicissima, vi prepariamo le meringhe. Per preparare le meringhe abbiamo bisogno di chiare d'uovo, albumi d'uovo e dello zucchero, 2 ingredienti semplicissimi. Le dosi sono 250 g di albume d'uovo e 500 g di zucchero che servono per fare circa una trentina di meringhe. Allora, noi abbiamo uno sbattitore professionale, voi o a mano o con una frusta elettrica andrete a versare gli albumi d'uovo nella bacinella,
ci aggiungete lo zucchero e iniziate a montare il prodotto. Dopo circa 8-10 minuti la massa si sarà gonfiata e solidificata e sarà anche leggermente calda e otterrete un composto denso, il quale andrà appoggiato e formato su delle teglie. Per formare le classiche meringhe prendiamo un sacco di tela, prendiamo il nostro composto e riempiamo il sacco di tela con una bocchetta liscia, dopodiché andremo a formare le nostre meringhe. Avremo leggermente unto una placca da forno e le terremo abbastanza distanti una dall'altra in modo che durante la cottura non vadano a toccarsi. La cottura delle meringhe è molto lunga, dura circa 3 ore a una temperatura che viaggia dai 120 ai 130 gradi. L'importante è non superare i 130 gradi, altrimenti la meringa esternamente si scotta e all'interno resta cruda. Andiamo a infornarle alla temperatura che abbiamo detto, cioè di circa 120-130 gradi. Non dobbiamo mai aprire il forno durante la cottura perché altrimenti roviniamo il tutto e ci rivediamo fra 3 ore. Eccoci qui, dopo circa 3 orette sforniamo le nostre meringhe che nel frattempo si saranno ben cotte e andiamo a comporre il piatto. Allora, prendiamo le nostre meringhette, le disponiamo nel piattino. Vi facciamo un bel ciuffo di panna montata al centro, poi un pochino di zucchero a velo e se gradite anche una spruzzatina di cacao e gli dà un po' di colore. E se abbiamo in casa un po' di crema inglese, completiamo l'opera con un goccio di crema inglese e una ciotolina a parte, in modo che i vostri commensali possano gustarsi appieno il sapore di questo piatto semplicissimo.